faremo anche una competizione su chi avrà lo sfondo più originale a un certo punto, quindi tenetevi pronti, avete qualche minuto per riorganizzarvi. D'altronde siamo una sana combinazione di visionari e creativi. Il tuo è bello, Nevina, ma devo dire che ne vedo già Il mio è un notevoli. po' furbo, diciamo, però in una giornata come questa non potevamo che partire da una piattaforma in questo momento molto attuale e più che mai alla moda, direi, almeno nella conversazione mediatica, ne parleremo anche. Ben arrivati, intanto vediamo che si stanno aggiungendo amici davvero da tutta l'isola, stanno collegandosi anche i nostri amici e colleghi delle istituzioni. Vedo che si è collegata la Presidentessa della Commissione Cultura del Comune di Caglia, Enrica Nedda, benvenuta, ben arrivata. Vedo che c'è Antonello Zanda, il direttore della Cineteca Sarda, benvenuto. Ci sono rappresentanti un po' di tutte le fette della filiera, tutte le anime. Vi chiediamo, se potete, di collegarvi anche con la telecamera, almeno in questa fase iniziale, così ci salutiamo de visu. Intanto Serenella Paci, che con maestria da vero e proprio DJ o VJ ci aiuterà in questa avventura insieme alla squadra di Poliste, che salutiamo e ringraziamo. Attivano tutte le magie che vedremo e che faremo in queste giornate. Si sono collegati anche Renato Serra e Laura Tascedda, i nostri masterminder dell'assessorato della cultura, pubblica istruzione, spettacolo, sport, informazione e tutto ciò che concerne il nostro complesso e articolato mondo regionale. Riconoscete la nostra consigliera d'amministrazione Elisabetta Mocci, che è collegata in rappresentanza del CDA, e intanto si stanno ancora collegando tantissimi da tutta l'isola e anche da fuori dall'isola. Vi ringraziamo perché sappiamo che questa scelta, come sempre, nella piena tradizione di Porter, no? Che era il just on time, last minute, but just on time, che abbiamo deciso di portare avanti vista la necessità, l'urgenza e anche la condizione particolare nella quale ci troviamo tutti. È passato più di un anno dall'ultima Zoom call collettiva così articolata e completa, e in queste ore stiamo ovviamente tutti leggendo e seguendo le attività che da Glasgow vedono impegnati sia i cosiddetti Sherpa, no? I portatori d'acqua e di idee, di documenti, strategie, positioning paper sulla emergenza climatica globale, ma anche e soprattutto le istituzioni, le cordate pubblico-private, per affrontare quelli che alle mie spalle sono gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile e posizioni e prendere posizioni concrete, pragmatiche sulla gestione dell'emergenza climatica. Quindi ci sembrava importante approfittare, visto che c'è stato il G20, c'è il COP26, non poteva non esserci uno SDC 01 in Sardegna, no? Visto che ci piacciono tanto le sigle, questi tanto attesi, amati e desiderati stati generali del cinema in Sardegna non possono essere più rimandati, e quindi abbiamo voluto sfidare le leggi di gravità e intervenire. Vedo intanto che si sono un po' rallentate le ammissioni, quindi Ma forse sì, siamo Nevina, riusciti. secondo me possiamo anche un po' dire come lavoriamo e pian piano far partire. Che dici? Perfetto, intanto vedo che Ancora si... uno, siamo a 100 e... Fantastico, abbiamo raggiunto, e questo è il momento della sigla, che è la squadra della Film Commission, che ringraziamo, che ha lavorato alacremente, dimenticandosi scherzetti e dolcetti per fare in modo che questa avventura degli Stati Generali del Cinema in Sardegna potesse partire. Quindi benvenuti a tutti. Sono Nevina Satta, mi conoscete, vi presento Serenella Paci,
architetto e masterminder di Poliste, che ci guida in questa avventura con una squadra di collaboratori e collaboratrici straordinarie. Siamo molto emozionati di essere qui, vero Serenella? Sì, pronti a partire in questo percorso intenso che ci vedrà collaborare e lavorare insieme. L'abbiamo annunciato decisamente a ridosso della partenza, però la scelta, che come immaginate è una scelta di necessità, insomma anche di grande prudenza, di vederci su Zoom, è stata motivata da un lato dalla possibilità di poter registrare gli incontri. Abbiamo scelto, come più volte ci siamo detti negli appuntamenti di questi mesi, di questi anni, la necessità di trascrivere, di dare una forma elaborativa, meditata, anche alle suggestioni che emergeranno inevitabilmente nella forma degli incontri in presenza virtuale. Abbiamo deciso di dare a queste 6 settimane di lavoro un respiro diciamo multipiattaforma, un po' come sta accadendo col prodotto audiovisivo e cinematografico, che possiamo fruire su più piattaforme, appunto su più schermi e anche su molte visioni, e quindi questo già è un incontro multipiattaforma di fatto, no Serenella? Sì, lavoreremo sì, con più strumenti che poi man mano vi racconteremo. E magari vi dico 2 cose solo su come lavoriamo oggi. Ormai siamo tutti appunto abituati a queste modalità, però ci diamo due regole comuni e poi lascio la parola a Nevina per presentare il programma dei lavori di oggi. Avete un po' tutti, tranne i relatori invitati a parlare nella prima fase, i microfoni disattivati, sapete bene, insomma evitiamo rumori di fondo, disattenzioni. Ma l'invito da subito, e ho visto che l'avete già fatto per i saluti, è di utilizzare la chat per presentarvi, per porre domande, per fare osservazioni. Quindi cerchiamo siamo tanti, siamo 100 oggi e saremo anche di più, credo, da momenti. È importante che usiamo le 2 modalità, i 2 canali sincrono e asincrono. Quindi mentre si realizzano i lavori ci possono essere anche delle ricche conversazioni, interlocuzioni anche nella chat, e vi invito quindi a utilizzarla. Nelle fasi dedicate agli interventi liberi vi prego, per prendere la parola, di scrivere il vostro intervento in chat. Questo perché siamo tanti, se alzate la mano anche con i sistemi che le piattaforme ci danno, magari difficilmente riesco a tenere i turni parola. Quindi vi chiedo di prenotare gli interventi in chat e di fare interventi brevi in modo da avere una ricca interlocuzione e sentire tutti. Nevina, se vuoi raccontare tu com'è il programma di oggi. Sì, come tutti i kick-off event ha l'ambizione e il desiderio di essere una prima opportunità di incontro per ritrovarci e riguardarci negli occhi, anche se mediati dalle videocamere, anche per fare il punto sulla situazione e sullo stato dell'arte, non solo dell'aspetto normativo, che come sapete è il primo focus di queste sessioni di lavoro che ci vedranno impegnati nelle prossime 6 settimane. Si tratta anche di fare un po' il punto della situazione sui nostri desiderata, sui vari livelli di impegno ed elaborazione che ciascuno di voi in forma individuale o per aggregazioni più o meno strutturate ha già compiuto. Per noi è fondamentale, è stato un invito che ci ha ovviamente lanciato la nostra regione Sardegna, ci spiegheranno insomma adesso anche i colleghi, in particolare Renato Serra, negli saluti introduttivi, perché questo desiderio di accelerare un processo che è stato più volte rimandato, ma che ora più che mai ha un carattere di urgenza, proprio perché lo scenario nazionale ed internazionale nel quale ci muoviamo è in continua trasformazione e c'è bisogno di dotarsi degli strumenti giusti, magari andando a fare dei ritocchi, delle riscritture o delle operazioni che discuteremo insomma nelle prossime settimane nei tavoli tecnici. L'obiettivo di questa convocazione quindi è quella di sentire il più possibile voci individuali. Come sappiamo insomma ci sono vari livelli di rappresentanza, però ci piace pensare che questo processo partecipativo possa diventare l'opportunità per rileggere insieme
il contesto nel quale la nostra filiera si sviluppa, rileggere anche in maniera organica le nostre aspettative, le nostre difficoltà e comprendere come riorganizzare appunto gli strumenti di lavoro sia da un punto di vista amministrativo che da un punto di vista più diciamo di visione, no? Quindi andando a ridefinire bene gli obiettivi che una legge come delicata come quella che regola di fatto lo sviluppo della filiera audiovisiva possa appunto gestire amplificando una prospettiva di visione condivisa. Vedete quindi che faremo una prima sessione di lavoro supportati, dopo i saluti istituzionali, supportati dall'amico e avvocato dell'Associazione Italiana delle Film Commission Marcello Mustilli, che ci guiderà in una davvero come una grande capacità da VJ anche lui in una serie di confronti legati alla messa in tensione e messa in prospettiva della legge nazionale con le realtà territoriali rappresentate come immaginate egregiamente dai diversi portatori delle esperienze regionali delle Film Commission e non solo, anche dei fondi audiovisivi dove presenti in maniera autonoma, e lavoreremo su una serie di riflessioni che vanno in qualche modo ad isolare le cosiddette best practice, a raccontare anche i processi di composizione della dialettica tra mercato, territorio e norma, dandoci, crediamo, qualche suggerimento, forse solo illuminando alcune emergenze o facendo anche aiutare nella nostra riflessione l'elaborazione di contenuti che possano tenere conto di questo costantemente attivo e cangiante scenario internazionale. Io, se sei d'accordo, Serenella, ti Poi chiederei la invece di fase, raccontare giusto? esatto, Sì. la seconda parte, che invece è una parte di... Tanto poi la raccontiamo anche poi quando presentiamo il percorso. Sì, ci Quindi sarà se una noi... parte più interattiva, insomma, con la quale, con gli strumenti della multipiattaforma che ci vedono impegnati da un lato con il computer e dall'altro con un possibile tablet o telefonino per fare una serie di indagini e questionari, compilare alcune domande volanti che attiveremo immediatamente, sono in realtà dei pretesti per avviare una dimensione di confronto che vorremmo che nelle prossime settimane utilizzasse tutti gli strumenti messi in campo, inclusa un'email dedicata alla quale potrete ovviamente inviare dopo la giornata di oggi delle prime riflessioni e tutta una serie di altri elementi che per noi sono fondamentali. Lo sfondo che abbiamo scelto ci ricorda che siamo non solo nel mezzo della discussione sugli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, ma siamo nel mezzo di una situazione in cui come dire, the clock is ticking, abbiamo una certa urgenza di definire il ruolo delle industrie creative nella stimolazione responsabile e cosciente delle istituzioni, soprattutto delle istituzioni pubbliche legate ad un investimento per una cittadinanza attiva, per una forma di cittadinanza più equa e non ultimo per ribadire la necessità che ci sia una presa di consegna della emergenza climatica come la priorità che unisce e governa il pianeta intero. Quindi adesso esco da questo ruolo un po' solenne che sapete appartiene da tanti anni alla nostra istituzione per, se siamo d'accordo, lasciare la parola al nostro Presidente. Bene. Facciamo partire il saluto. Cari amici, buongiorno a tutti. Benvenuti agli Stati Generali del Cinema. Anche se oggi non potrò essere fisicamente presente in sede perché la mia direttrice ormai mi spedisce in giro per l'Italia a rappresentare la nostra terra e mi impone di registrare e inviare video all'alba, a parte gli scherzi, sono onorato veramente di aprire questo importante evento che ci occuperà per tanti giorni. Ringrazio gli organizzatori e i relatori per il contributo a questa importante iniziativa e porto i saluti della Fondazione Film in Sardegna, Film Commission, dello staff, dei collaboratori, dei professionisti,
tutti impegnati quotidianamente nello sviluppo di molteplici progetti, lo sapete ormai sempre più di alto profilo, che stanno promuovendo e continueranno a promuovere l'immagine della Regione Sardegna nel mondo. Gli stati generali del cinema, che dire, devono essere un momento di riflessione, un momento che abbiamo tutti molto atteso per anni e che la Regione Sardegna ci ha chiesto di avviare insieme a voi, immaginandolo come un percorso che possa consentirci di svolgere delle riflessioni appunto sull'evoluzione della filiera audiovisiva sarda nel futuro, anche alla luce delle sfide che mese dopo mese stanno modificando il mercato internazionale, lo scenario creativo e anche le opportunità e disponibilità di fondi e finanziamenti che non guastano mai. E deve essere anche un percorso che ci dia una valida opportunità di ripensare e rimodulare, ove ne ravvisassimo insieme la necessità, la nostra pionieristica legge regionale del 2006. È una legge un po' datata, è vero. È la prima legge regionale in Italia interamente dedicata al cinema, inteso come settima arte, ma anche come filiera e come volano di sviluppo creativo ed economico e testimonianza della storia, della cultura, dello straordinario patrimonio naturale e artistico della nostra terra, con l'obiettivo ultimo, anche se non ultimo, di attirare le produzioni interne, nazionali, internazionali e sostenere la distribuzione di opere riguardanti la nostra Sardegna. Il cinema deve essere anche questo, un eccezionale strumento per raccontare in una dimensione contemporanea e internazionale l'unicità della storia millenaria della Sardegna. Insieme dobbiamo consolidare questo obiettivo e per raggiungere ciò, credo sia ormai improrogabile misurarci sulla condivisa visione del futuro, con senso di responsabilità, entusiasmo, impegno e anche un po' di sana curiosità. Ne abbiamo sicuramente la capacità, la possibilità e il tempo grazie anche a questo evento. Buon lavoro a ciascuno per le prossime settimane. Io parto. Buona giornata a tutti. E direi letteralmente parte perché oggi siamo felici di essere simultaneamente qui ed in Senato, dove il team di Missione Mare, un cortometraggio di animazione che, come qualcuno di voi ricorderà, è stato presentato da Rai Ragazzi in collaborazione, realizzato in collaborazione con il progetto NASE, gli animatori del progetto di nuova animazione in Sardegna, lavoreranno proprio su una importante conferenza di sensibilizzazione sulla difesa e tutela della biodiversità marina e diciamo, l'obiettivo è quello di potenziare le opportunità di formazione del pubblico più giovane intorno alla consapevolezza dell'emergenza climatica e della transizione ecologica. Quindi diciamo, l'augurio del nostro presidente e di tutto il CDA è quello che come dire, la partenza dei lavori possa davvero segnare anche un'apertura verso le più giovani generazioni che saranno non solo gli spettatori di domani, ma speriamo anche gli attori della filiera del presente. Abbiamo il piacere e devo dire la graditissima presenza di Renato Serra, il piacere di dare a lui la parola in rappresentanza della Regione Sardegna, che ci ha ceduto il testimone nella gestione organizzativa di questo momento, ma che insomma ci deve, come dire, quasi dare la benedizione per l'avvio dei lavori, perché si tratta di fatto di un momento di dialogo e confronto che ci impegnerà per molti mesi e insieme agli uffici dell'assessorato l'abbiamo preparata con grande disponibilità. Renato, ti prego di prendere parola. Ben arrivato. Sì. Ok, ti sentiamo. Perfetto.
Grazie Nevina. Sono qui con la collega Laura Tascedda per portare i saluti innanzitutto da parte dell'assessore. L'assessore stamattina non riesce ad essere presente, mi ha detto di riferirvi che farà di tutto per dare un saluto a fine mattinata e comunque garantisce fin d'ora la sua partecipazione alla giornata conclusiva del 13 di dicembre. Ecco, voglio far notare fin da subito la complementarietà dell'assessorato con la Film Commission. Come vedete, il presidente Gianluca aveva uno sfondo molto scenografico, io invece ho lo sfondo istituzionale, proprio perché ci completiamo a vicenda. Battute a parte, ecco, due considerazioni, ecco, tanto voglio dirvi che l'assessore in prima battuta, in prima persona, insieme a noi, insieme a Nevina, insieme al presidente di Film Commission, abbiamo ritenuto importante introdurre questo momento di condivisione. Come assessorato abbiamo delegato Film Commission sapendo che il programma sarebbe stato interessante, allettante e stimolante, e dall'elenco dei partecipanti alla prima giornata e anche alle successive vedo che così è. Vorremmo istituzionalizzare questo appuntamento e farlo diventare, se non annuale, quantomeno un appuntamento biennale, perché riteniamo fondamentale condividere, confrontarci, ascoltare chi appunto si occupa di cinema nei vari comparti, nei vari segmenti. Confronto che può sfociare o in una ipotesi di revisione della legge. Mi ha già anticipato Gianluca Aste nel dire che la nostra legge è una legge buona, ma comunque ha pur sempre 15 anni e in 15 anni tante cose nel comparto cinematografico sono cambiate. Vorrei anche raccontarvi di alcune novità. Tanto nella cosiddetta legge Omnibus sono state approvate quelle modifiche che avevamo concordato sia con la Consulta del Cinema che poi anche con i vari rappresentanti e con i vari tavoli che abbiamo aperto in questo scorso inverno. In primo luogo è stato modificato il comma 4 dell'articolo 12, laddove era previsto che la giunta regionale approvasse la graduatoria dei lungometraggi e di tutti i bandi della produzione. Ecco, era una norma che era assolutamente contraria al principio di separazione dei poteri tra organo politico e organo amministrativo. Voi tutti sapete che l'organo politico dà gli indirizzi e l'organo amministrativo gestisce i procedimenti. E quindi questa norma era una norma che di per sé stessa non era legittima, e abbiamo provveduto a riportare correttezza nella norma. Quindi abbiamo eliminato questo comma 4 e nel comma 5 abbiamo previsto che all'attribuzione dei benefici si provvede con determinazione del dirigente competente, ovviamente sulla base delle risultanze della valutazione della commissione tecnico-artistica. Ecco, vorrei sgombrare gli equivoci da qualche rumors che è arrivato alle nostre orecchie sull'ipotesi di eliminare la commissione tecnico-artistica. Noi riteniamo che la commissione tecnico-artistica debba continuare a lavorare, e stiamo provvedendo per nominare la nuova commissione, posto che la vecchia è scaduta e secondo la norma non poteva essere rinnovata. Una terza piccola modifica, sempre al comma 4 dell'articolo 12, laddove abbiamo sostituito la parola da coprodurre con la parola da cofinanziare, dato che tecnicamente quello che noi facciamo è un finanziamento più che una coproduzione. Ecco, vorrei concludere ritornando agli stati generali del cinema.
Tanto vi auguro buon lavoro, attendo i vostri suggerimenti, le vostre indicazioni e cercherò di essere presente anche ai prossimi appuntamenti, ma sicuramente nell'ultimo appuntamento mi auguro che ci possa essere un confronto e un dibattito sulle esigenze del settore e su quello che appunto la segreteria organizzativa e Nevina ci evidenzieranno, oltre ai vari interventi che ci saranno nella giornata. Ecco, un'ultima notizia, come last but not least, come dicono gli inglesi. Oggi verrà firmato il decreto di fissazione dei termini dei bandi. Escono i bandi, anche su questo vorrei rassicurare tutti voi, escono i bandi per lungometraggi, per cortometraggi, per sceneggiature e per distribuzione. Distribuzione al momento no, distribuzione forse seguirà. Chiedo scusa, la collega mi corregge. Ecco, un caro saluto e buon lavoro. Grazie Renato anche per questa perla che ci hai lanciato a sorpresa. Non si può che dopo il lancio delle monetine alla Fontana di Trevi noi lanciamo come dire, il bastone verso il futuro e ragioneremo a strettissimo giro sulla pubblicazione dei bandi. Però è importante che in questa nostra mattinata lo sguardo del sistema, dell'ecosistema audiovisivo nazionale possa essere estremamente orientato a una dimensione pragmatica di confronto e relazione con il sistema paese, e per questo siamo felici e la ringraziamo, ringraziando con lei tutto il coordinamento dell'associazione dell'Italian Film Commission e tutti gli amici e colleghi che si stanno collegando dalle diverse regioni d'Italia. Io do il benvenuto e passo la parola a Cristina Priarone, presidente dell'Associazione Nazionale delle Film Commission Italiane. Benvenuta Cristina. Grazie Nevina, buongiorno a tutti e davvero grazie al direttore Serra, al presidente Aste. Nevina per la sua energia davvero merita sempre un grande apprezzamento. Grazie per questo coinvolgimento, perché come Italian Film Commission, come associazione delle Film Commission italiane, diciamo, abbiamo sempre ritenuto un dovere e un piacere accompagnare i nostri soci e le rispettive regioni, condividendo dei percorsi evolutivi e migliorativi. Le Film Commission ormai sono tutte, non solo noi, si sa molto bene ormai anche fuori, sono strutture fondamentali, no? Per quell'area che possiamo dire magica in termini di ricadute, di crescita, di sviluppo, quell'area che si delinea nell'interazione tra cinema e territorio, che è la specialità delle Film Commission, dove davvero si rendono strutture fondamentali e spesso inimitabili. Ora, quando parliamo di territorio in Italia, parliamo naturalmente di differenze che sono la nostra ricchezza, la nostra opportunità anche di trovare sempre linee nuove e stimoli nuovi. Ma tutto questo è una ricchezza se è messo a sistema, come si dice sempre, in modo virtuoso, no? Se si fa sinergia. Ecco, quello che io vorrei evidenziare qui oggi è che quando diciamo sinergia non parliamo di una parola così che diventa una litania, una consuetudine. Sinergia è una cosa molto attiva, è fatto di azioni, di confronti, di incontri come oggi e di crescita e confronto costante. Per questo sono importanti i momenti come oggi ed è importante proprio averla come chiave di lettura e come azione. Molto bello che anche le istituzioni, oltre alle strutture tecniche come le Film Commission, abbiano presente la necessità di fare check costanti sulla sinergia. E ovviamente quando parlo di sinergia in termini di Film Commission
mi riferisco anche all'importanza dell'azione sinergica con il livello nazionale, in termini anche di stimolo reciproco, perché veramente la ricchezza locale che ogni regione ha, anche in termini di strategie, di innovazioni, ovviamente ogni regione, ognuno dei nostri soci sempre apporta qualcosa di nuovo e stimolante anche per gli altri. Però è fondamentale che questa ricchezza continuamente dialoghi e in qualche modo si armonizzi con un'azione nazionale. Perché? Perché questo rende tutti noi più forti, anche nel livello locale. Ecco, questo vorrei trasmettervi oggi, non voglio rubare molto tempo ai lavori che sono intensi e complessi, però ecco, come associazione ci siamo proprio per tenere sempre l'attenzione su questo punto e siamo a disposizione per questo importante lavoro di evoluzione, miglioramento e sviluppo costante. Quindi carissimi auguri di buon lavoro e considerateci davvero al vostro fianco. Grazie Cristina, questo è lo spirito col quale abbiamo chiesto ovviamente all'associazione di partecipare non solo con un supporto di testimonianza della esperienza che ciascun territorio, appunto nel rispetto delle differenze che Cristina evidenziava, che sono poi la ricchezza del nostro sistema nazionale, ma anche per lo storico succedersi di momenti di grande armonia e di necessaria riscrittura, ripensamento, anche a volte a ridosso di situazioni complicate, di tensioni, di conflitti, perché ciascun territorio comunque vive momenti di alti e bassi, e in questa ovvia affermazione conosciamo bene quanto il nostro settore stia navigando a vista rispetto all'uscita dall'emergenza post-pandemica, speriamo, e certamente da una situazione di finanziamenti che crediamo potrebbe diventare, come più volte è stato evocato, una grande opportunità per tutti noi. Quindi il lavoro di condivisione con gli amici e i colleghi non poteva che avere come diciamo sfondo una roadmap che magari, Serena, descriviamo molto velocemente, perché poi davvero lascerei la parola a Marcello Mustiglia e ai colleghi delle Film Commission che si sono, vedo, già collegati numerosi. Sì. La illustri, Nevina, poi raccontiamo appunto come lavoriamo, se sì, vuoi. questa scheletrica rappresentazione di un calendario che, come vedete, diciamo, ci vede settimanalmente coinvolti in appuntamenti Zoom, è in realtà una prima definizione di questa tornata di convocazioni, che vuole essere rispettosa delle voci del comparto, suddivise ai sensi, diciamo, di legge per ruolo negli articoli della normativa esistente e di accesso ai finanziamenti. Quindi, come vedete, cominceremo dal 10 novembre con appuntamenti più cadenzati, più frequenti, andando a lavorare con sottogruppi più piccoli, che sono dei veri e propri tavoli tematici, dove ciascuno di voi verrà convocato per il segmento, l'attività prevalente, non esclusiva. Sappiamo che nelle realtà come la nostra il fenomeno del cinema indipendente porta a ricoprire spesso più ruoli, però correggimi se sbaglio, Serenella, ci sembra più utile e produttivo che si faccia una scelta di campo in questo momento, in questa fase, che non è chiaramente la fase conclusiva, è solo l'avvio delle interlocuzioni e delle consultazioni. Per cui ciascuno di voi viene chiamato con un ruolo che definisce e che lo definisce, per cominciare una riflessione più analitica e orientata all'analisi degli aspetti normativi vigenti, ad una potenziale riscrittura o rilettura, e soprattutto ad una costante messa in tensione della
esperienza già accumulata sul campo con la legge che dal 2006 accompagna ancora prima della creazione della Fondazione Sardegna Film Commission il potenziamento della filiera audiovisiva nell'isola, e ovviamente l'area dei desiderata dell'orientamento verso il futuro che ciascuno di noi, spero, con una visione organica vuole spingere per tutto il comparto. Arriveremo quindi, diciamo, per tutto il mese di novembre a fare di fatto appuntamenti distinguendo il lavoro dei produttori, quello della distribuzione profit e dell'esercenza, quindi delle imprese che si occupano del dare visibilità e casa al prodotto audiovisivo. Faremo una riflessione che risponde anche alla caratteristica della nostra isola di una straordinaria ricchezza e bacino di talento creativo che si innesta spesso con una grande capacità di divulgazione del fare audiovisivo in Sardegna nel resto del mondo, e quindi vedremo gli autori e i registi. Lavoreremo anche con l'associazionismo che, diciamo, in una dimensione no profit, comunque lontana dalla esperienza aziendale dell'esercenza e della distribuzione, lavora invece sulla promozione del cinema, facendo il preziosissimo lavoro di tessitura territoriale del quale la Sardegna è insomma una delle regioni più ricche, sia per la varietà delle esperienze che per la ricchezza delle proposte, appunto, di festival, premi e promozioni originali. Ultimo ma non ultimo, abbiamo creato il famoso contenitore all inclusive, cioè tutto il resto, che è la nostra vertigine. Temiamo un po' questo sesto appuntamento di fine novembre, dove abbiamo voluto provocatoriamente collocare insieme alla formazione e alla ricerca anche il nuovo segmento dell'animazione, del videogame e dei cosiddetti fuoriformati, che sono stati la grande inclusione, lo vedremo con l'avvocato Mustilli adesso, della legge Franceschini, ma che nel nostro sistema normativo regionale sono, diciamo, lasciati in uno spazio ancora suggerito, non esattamente definito. E ovviamente nella categoria altro rientrano tantissime figure trasversali, competenze che si possono in realtà spalmare su diversi livelli, non esattamente ancora descritti nella legge, ma che secondo noi hanno diritto di vocalizzazione. L'evento finale è stato però prudenzialmente collocato il 13 dicembre perché noi crediamo che l'avvio di questa, che è una struttura elastica, non è una legge scritta nella pietra, ma vuole essere un processo partecipativo, quindi soggetto a possibili cambiamenti, integrazioni ed aggiunte, ci siamo dati uno spazio, un buffer di possibili momenti di approfondimento e recupero ulteriore, con categorie che hanno una loro esistenza molto strutturata. Vedete che per esempio qui intenzionalmente non abbiamo incluso le istituzioni come l'ISRE, no? l'Istituto di Ricerca Etnografico Regionale, non abbiamo esplicitato la presenza di enti strutturati in qualche modo vincolati al finanziamento pubblico, come tutta l'esperienza dei centri servizi, anche se crediamo che ci sia una trasversalità che richieda poi dei momenti dedicati più specifici per i soggetti che hanno una diciamo componente pubblica da discutere. Non abbiamo dato ancora spazio all'ANCI, che invece sarà invitato in alcuni tavoli di lavoro, e tante altre componenti dell'amministrazione pubblica e dell'attività istituzionale che qui non sono nominate. Però abbiamo dato il 13 dicembre una data che vuole essere un primo punto di sosta, diciamo, nella tradizione dei cammini, diciamo che arriveremo ad un bivacco dove prenderemo fiato, respireremo, capiremo cosa è stato detto, organizzeremo i tanti, speriamo, materiali di stimolo e di riflessione che emergeranno da questi incontri, e questa roadmap che potremmo chiamare Cammini 2021-22, in realtà la immaginiamo un po' più lunga di queste 6 settimane perché c'è anche il tempo poi di far sedimentare gli iscritti, farli elaborare, e ovviamente tutto l'aspetto, diciamo, di eventuale modifica e riscrittura normativa avrà un iter molto più lungo. Questo mi pare possa essere un buon e anche, scusatemi per l'eccessiva estensione, ma insomma dell'intervento, però un buon scenario.
Nevina, solo 2 parole. È da anni che condividiamo, no? Nello spirito che sottolineava la Presidente nazionale, un'azione sinergica. Ci siamo ritrovate in tanti progetti a creare sinergie a livello regionale, e se c'è una cosa su cui siamo fermamente convinte, per cui ho accettato molto volentieri questa sfida di fare questo percorso in tempi anche molto stretti, è che siamo davvero convinte, Nevina lo è, tutto il gruppo lo è, che le politiche pubbliche siano più efficaci se sono partecipate, se sono partecipative, se davvero fanno un'azione di analisi e ascolto di tutti gli attori. Questa è anche la cornice dell'Agenda 2030 che da poco tempo abbiamo chiuso anche in Sardegna con una strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. In parte ci rifaremo a questa cornice, anche a una carta dei valori che abbiamo elaborato per quel percorso e che farà da cornice anche per il nostro, quindi vi manderemo magari anche i link per vedere questo lavoro, e che parla di partecipazione, di inclusione, di responsabilità, appunto di efficacia delle politiche di circolarità. C'è un obiettivo che a noi è molto caro, di quelli che Nevina ha dietro la schiena, e che è il 17, è l'ultimo, a volte viene poco considerato, ma è fondamentale perché si raggiungano tutti gli altri anche a livello locale. Gli altri parlano più di contenuti, di politiche di ambito, tematiche. Il 17 parla di partnership per gli obiettivi. E la partnership per gli obiettivi è quello che pian piano in questo percorso cercheremo di fare insieme. Vi chiediamo grande collaborazione e anche un po' di pazienza, perché lavoreremo online, lavoreremo con numeri grandi, quindi davvero massima collaborazione e anche un po' di fiducia in noi e seguirci in quelle che sono le modalità che vi proponiamo di volta in volta. Facciamo subito, rapidissimo, una prima interazione digitale. Io tolgo la condivisione del percorso che è stato raccontato, e vi chiedo di prendere uno smartphone, un tablet, di aprire un'altra pagina per connettervi alla piattaforma su cui vi chiederemo in questa fase alcune prime risposte, che poi useremo più tardi per fare proprio un'analisi di settore, per chiedervi risposte ad alcune domande che già aprono su una riflessione sulla legge. Quindi prima di dare la parola di nuovo a Nevina e a Marcello Mustilli e le Field Commission, vi chiedo di connettervi in una... scusate, ma vedo a schermo, dico alle colleghe, che c'è una banda che non permette di leggere il numero del codice da inserire. Possiamo magari scriverlo sulla chat. Sì, lo scriviamo sicuramente sulla chat. La pagina a cui vi chiediamo di connettervi è www.menti.com. Non so se è un problema solo mio, che vedo queste bande nere, altrimenti chiedo alle colleghe di nominare. Francesca, prova a condividere lo schermo, non l'app, proprio lo schermo. Quindi entrate in una pagina www.menti.com, vedete un codice, al posto del codice che vi appare inserite questo che vedete sullo schermo, 85944873. Chiedo davvero a tutti di connettersi, le colleghe l'hanno scritto anche in chat. È importante questa interazione che, ripeto, ora facciamo appunto su un po' anche capire tutti insieme come è composta la nostra platea, il nostro gruppo di 124 partecipanti al momento, e poi la useremo per lavorare. Chiaramente oggi usiamo delle metodologie perché siamo tanti, invece nei workshop sarà più proprio un laboratorio di coprogettazione. Ricordiamolo di nuovo, il codice di accesso è 85944873. Sembra il Teletron, ma è uno strumento molto, molto utile, a parte l'aspetto piacevole dei cuoricini che volano e che ci dicono che siamo in tanti. Che ci dicono che pian piano ci stiamo connettendo. Stiamo Quindi connettendo. invito davvero tutti a connettersi e poi a tenere aperta la pagina, perché la useremo anche più tardi. Magari andiamo alla nostra prima domanda. Ecco,
Nevina ha raccontato come faremo una serie di tavoli, di laboratori di coprogettazione, individuando, lavorando insieme a gruppi di stakeholder con stesso target, ecco, diciamo così, per noi. Quindi qui vi chiediamo un po' come è rappresentato oggi il gruppo e anche un po' con questa forzatura, perché alcuni di voi rappresentano più ruoli in questa filiera, anche un po' con la forzatura di dire quello prevalente, chiamiamolo così, o quello in cui vi sentite, come dire, desiderate maggiormente ritrovarvi in questo percorso e quindi dialogare con gli altri. I Fico Missioner collegati non ne abbiano conto, insomma abbiamo immaginato che noi rientriamo nell'altro, quindi sappiate che possiamo avere uno spazio e una voce, non l'abbiamo definita perché altrimenti diventa un po' troppo invasiva, però potete iscrivervi all'interno della categoria altro. Potete anche rispondere perché siete un importante stakeholder di questo percorso, quindi siamo contenti se portate un contributo. Bene, possiamo mostrare i risultati anche se non sono magari ancora completi. Io invito ancora tutti a connettervi alla pagina. Come potevamo immaginare c'è una buona prevalenza di altro. Sì, è la famosa temuta categoria. Beh, ci sono molti lavoratori di questa filiera che magari non sono inquadrati in alcune delle altre categorie. Quindi abbiamo un 24 di altro, un 21 autori e registi, 20 produttori, 11 festival, associazionismo, premi, promozione no profit, un 6 formazione, animazione, videogame fuori formato e un 3 esercenti, distributori e 6 laser. Comunque rappresentate bene tutte le categorie, Nevina, che... Sì, va anche precisato che alcuni gruppi di lavoratori si sono già dati un meccanismo di delega che ovviamente riduce significativamente, no, i voti individuali, anche se, come abbiamo detto in apertura, non si può in questa fase, non ha neanche senso per lo strumento che stiamo utilizzando, andare per rappresentanza. Ci interessa molto fare il più possibile un'indagine a tappeto. Siamo anche consapevoli che il basso preavviso ha creato qualche conflitto d'agenda evidentemente, ma vedrete che questo tipo di analisi e di verifica sulla nostra identità, sull'identikit d'apertura diciamo caratterizzerà un po' tutti diciamo gli incontri, i tavoli. Ribadiamo, come sta accadendo in chat, che tutte le domande che sono attinenti, diciamo, a possibili personalità multiple, ve lo diciamo in questo momento, vorremmo evitare dissociazioni, anche se sappiamo che ciascuno di voi è portatore di più aggregati, però è una scelta che ci stiamo tutti costringendo a fare rispetto alla categoria di appartenenza e alla voce che vogliamo avere in questi tavoli. Poi ci saranno altri appuntamenti, esatto. Certo, perfetto. Allora, ancora vi chiediamo, andiamo avanti. Allora, da quale territorio proveniamo? Quindi abbiamo messo 4 macro aree geografiche della Sardegna: Città Metropolitana e Sud, Nord, Oristano e Mediocampidano, Nuorese e Ogliastra. E poi, no, Nevina, il continente, come lo chiamiamo? Sì, lo volevamo chiamare continente, ma ci sembrava veramente, come dire, era una citazione di Paolo Zucca e quindi temevamo di far torto agli altri. Poi allora abbiamo pensato, esatto, usiamo l'addizione del risico, ma anche quello ci sembrava così. Allora abbiamo detto resto d'Italia, resto d'Europa e poi altro, perché poi qualcuno di noi può avere invece una percezione di se stesso come un alieno. Questa è anche un'addizione sulla quale potremmo ragionare. Quindi anche qui potrebbe esserci qualche altro, speriamo non frequente come quello precedente. Però poi, in effetti ci sono collegamenti un po' da tutto il mondo, poi ci sono delle anime che hanno viaggiato talmente tanto che forse sono davvero dei cittadini del mondo, quindi anche l'Europa può essere un confine troppo limitato. Bene, chi vuole poi dall'altro, anche se ce l'avete detto con le iscrizioni, può scrivere anche in chat qual è appunto un ruolo differente da quelli che abbiamo visualizzato. In parte sarà anche Film Commission. Iniziamo a vedere i risultati di questa. Anche su questo dobbiamo precisare, siccome noi sardi abbiamo sempre la difficoltà di dire se dobbiamo parlare dell'origine, cioè il cuius est, da dove veniamo o dove siamo residenti. Anche su questo fate una scelta, perché è un momento in cui bisogna fare delle scelte. Allora, ampia percentuale, più del 50% da Sud Sardegna e Città Metropolitana,
Un buon numero di Resto d'Italia grazie alle Film Commission, Nord Sardegna un 13%, Oristano e Medio Campidano un 9%, Nuoro Giugliastra un 3%. Non abbiamo al momento Resto d'Europa. Però c'è anche un altro, secondo me questo 1% può essere qualche persona che magari avremmo dovuto coinvolgere più radicalmente i circoli dei sardi in questa prima interrogazione, che invece vorremmo lasciare al 13%, perché probabilmente avremmo avuto altre Ancora un secondo e poi okay. Andiamo alla prossima domanda. Chi non è riuscito ancora a connettersi lo può fare, così ci raggiunge in questa interazione digitale, poi servirà per la seconda sessione dei lavori. Andiamo alla prossima. Ecco, ci faceva piacere capire un po' da quanti anni lavori nella filiera audiovisiva e quindi se è una frequentazione abbastanza recente oppure di lunga data, Nevina, no? Questa è una curiosità che ovviamente lasciamo così, diciamo, abbiamo genericamente indicato la filiera sapendo che, come dire, noi terra dei centenari potremmo avere immaginiamo insomma una prevalenza sulle unità più alte, però ci sembrava importante comprendere se in questa prima chiamata del processo partecipativo, come dire, di fatto la vera verifica è arrivata voce anche ai più giovani, a quelli che stanno per esempio terminando il processo, il percorso formativo, lo stanno cominciando, se sono dentro, diciamo, dentro queste mailing list. Hai ragione Gianfranco Cabiddu che mi segnala privatamente 9 anni sono pochi, però abbiamo detto più di 9 anni, così come con le donne, insomma non si deve contare, si deve dire semplicemente siamo quasi 30, va bene, è sempre lì. Abbiamo superato una decade. Esatto. Ecco. Vediamo i risultati, come dire, lì ci sono le seniority e mi sembra che ci sia una gran percentuale. Quindi 56 hanno una lunga esperienza nel settore, ma ci sono anche i giovani che ti incuriosivano, Nevina, quindi 13 hanno 0,3 anni e 16 6-9 anni. Devo dire che i più di 9 anni non è un numero casuale ovviamente, perché come sapete stiamo compiendo il 9° compleanno della Film Commission, quindi ci interessava come dire, avere ulteriore evidenza della efficacia, diciamo, dello strumento normativo che dal 2006 in Sardegna ha dato, grazie ad un lavoro che tra l'altro è durato diversi anni di composizione proprio, no? dell'organizzazione della legge, ha dato in realtà una lunga estensione di formazione e di raggruppamento delle professionalità. Credo che il 61% sia assolutamente emblematico da questo punto di vista. Quindi un 40% sono diciamo... post nascita della Film Commission, esatto. Come fondazione. Vediamo ancora una. Adesso vi chiediamo 3 domande, non dedichiamo troppo tempo perché vorrei davvero passare subito alla sessione. Entriamo nel tema, in questo momento pensiamo al cinema e vi chiediamo da 1 a 3 parole, singole parole, cosa ti viene in mente se pensi al cinema in Sardegna? Quindi delle parole che per voi siano evocative, che vi facciano pensare al cinema in Sardegna. Come lo rappresentereste con parole da 1 a 3? Singole parole, vi ricordo. Un momento di riflessione e poi vediamo che composizione di racconto emerge. Io guardo anche i tempi, siamo appena lunghi, ma poi recuperiamo. Questo gioco di associazione è chiaramente una scommessa, perché pensare al cinema in Sardegna può voler dire tante cose. Vediamo se c'è dispersione o magari invece c'è una
focalizzazione su alcune parole. Ricordiamolo che vedo che qualcuno si è appena collegato, stiamo facendo un primo giro di utilizzo della piattaforma di interrogazione in diretta, ci si può connettere o da un tablet o da uno smartphone al sito www.menti.com. Viene richiesto un codice di accesso che è il numero che ritrovate in chat, lo ribadisco, è 8594 4873 e questo consente di lavorare ad un livello di interazione continua rispetto alla giornata odierna e anche alle domande che nei prossimi tavoli, nelle settimane che seguiranno, verranno attivate. Allora, io farei Dai, facciamo una prima lettura, vediamo cosa viene visualizzazione, fuori. Intanto potete continuare a scrivere. Ecco, guarda, Ci che sono bello. delle parole ricorrenti, Nevina. Sì, c'è una, guarda, natura, identità, lavoro, tradizione, mare, addirittura creatività, bellezza, cultura, ma anche magia. Questa è bella, questo è isolato, che sembra una mise en abîme della nostra geografia, ma anche c'è anche opportunità. condivisione, opportunità, appartenenza. Rivoluzionario, guarda, c'è una internazionalizzazione, molto forte questo aspetto identitario, ma anche delle radici. No? C'è anche migliorabile, mi piace, no? Perché siamo qua insieme anche per questo. Potremmo anche fermarci qui, invece c'è molto forte il tema della crescita, anche combinata, no? a questo sviluppo e alla fatica. C'è una interessante... Poi andremo a indagarle meglio e chiaramente faremo avere a tutti i risultati di questo lavoro che facciamo. Lina, questo è il tuo prossimo sfondo per le Zoom. Sì, vedo, guarda, sto leggendo Padre Padrone e Feudale, ce ne sono anche alcune interessanti, Sacrificio, insomma la nostra anima mediterranea non si smentisce, ce ne sono davvero tanti di spunti. C'è anche regionalismo, c'è anche non accessibile, quindi ci sono tanti spunti e vi ringraziamo per questo. Andiamo alla prossima. Adesso allarghiamo un po' la visione, vi chiediamo sempre 3 parole, la modalità è la stessa, ma per descrivere la filiera audiovisiva isolana oggi. Come vedete, cosa vi fa pensare la filiera audiovisiva isolana oggi? Stessa modalità. Poi ne abbiamo un'ultima e subito diamo la parola Nevina a Marcello per avviare la vostra prima sessione. C'è ancora qualcuno che ci raggiunge? Su questo diciamo, elemento della filiera è chiaro che riflettiamo anche su una dimensione più ampia, no? Quindi appunto non solo cinema e gli spazi di interconnessione con altri segmenti produttivi, altre filiere, ma in generale altri livelli di accesso e di interconnessione tra le industrie creative, credo ci siano delle interessanti possibilità. Vediamo cosa viene fuori però, perché magari invece scopriamo che c'è un'assoluta simmetricità di percezione, questo sarà un risultato interessante. Ancora qualche secondo, vi ricordiamo che nella chat le colleghe hanno inserito i link diretti per chi non avesse avuto modo di seguire il percorso alla strategia regionale di sviluppo sostenibile, che vuole essere, Nevina, un po' il quadro programmatorio per tutti gli interventi che si faranno nei prossimi anni orientati agli obiettivi dell'Agenda 2030. E anche lì i risultati di un percorso intensissimo con 3.500 partecipanti davvero nel giro di 2 mesi ha fatto sì che quelle che erano le linee di intervento del documento preliminare passassero da 82 a 104 e le azioni da 400 a 570. Quindi davvero la volontà di coprogettare, di avere dei contributi attivi dagli attori. E questo deve un po', come dire, farci impegnare per questo percorso e augurarci di portare dei contributi davvero utili per tutta la filiera. Vediamo come rappresentiamo. Vediamo come rappresentiamo la filiera.
Vediamo come la immaginiamo adesso, come la vediamo, come la anzi, immaginiamo come oggi. la vediamo, come la vediamo Certo. oggi. Migliorabile, creativa, autoreferenziale, chiusa, potenzialità, giovane, green, bravi, qualcuno questo è una captazione, fragile, anche povera, fragile, individualista, variegata, matura. È interessante vedere questa sconnessa, disorganizzazione, ma ecco, esatto, sconnessa, un'approssimazione. ribadiamo partnership per gli obiettivi, ribadiamo azione sinergica, come ci ha detto la Presidente anche in apertura. Sì, c'è anche questo inaccessibile e non sufficiente, insomma ci sono dei punti sui quali ritorneremo ripetutamente anche nella giornata di oggi. Però esatto, no? ci sono, cioè il tema della migliorabilità, dell'opportunità e di tutto ciò che è sviluppo. Assolutamente, coriacea, Bene, mi piace anche grazie. questo. E ultima, invece vi chiediamo di guardare lo stesso oggetto ma di guardarlo domani. Come vorreste vedere domani la filiera audiovisiva in Sardegna? Quindi di liberarci un po' da ciò che è oggi, di fare un po' un salto nel sogno e rappresentarlo. Diamoci ancora qualche secondo, ci sono intanto alcuni nuovi arrivi che accogliamo e salutiamo. Questa prima fase di condiviso brainstorming è un primo livello di accesso, diciamo, a questa piattaforma che sarà, lo abbiamo visto appunto negli incontri sulla Agenda 2030, molto utile anche nei tavoli di lavoro quando andremo ad analizzare più precisamente specifici aspetti della norma e in questo momento però è anche un buon come dire, rinfrescare la memoria e ripensare un attimo alle ambizioni che è giusto come dire, alle quali è giusto dare voce, anche se in questa fase solo con parole chiave, però ecco. Certo, entriamo nel tema, no Nevina? Sì, iniziamo un po' a riflettere perché poi è quello che sì, ci stiamo anche prendendo un tempo che non è ordinario, siamo tutti sempre in corsa e non abbiamo troppi spazi di riflessione intorno anche ad una appunto condivisione di visione del lavoro che ci aspetta e soprattutto delle istituzioni, delle interazioni tra pubblico e privato, insomma ci sono vari livelli sui quali si potrà ragionare più concretamente e pragmaticamente. Penso che possiamo già fare una prima proiezione. Che dici? Sì, ne abbiamo ancora 56, però dai, 58, vediamo. Aspettiamo ancora un secondo. Ma... lo so che vuoi. Ecco, guarda. Vediamo cosa viene fuori. E intanto io ho visto che in chat stavano cominciando i quesiti e le domande ovvie sulla pubblicazione dei bandi regionali che sono stati annunciati dal collega direttore generale Renato Serra. Abbiamo ovviamente accolto con sorpresa la notizia, ma molto positivamente, quindi abbiamo chiesto ai colleghi della regione di dare notizia nei prossimi giorni e faremo in modo che le notizie verranno amplificate adeguatamente per raggiungere tutti, non solo quelli che sono collegati oggi, ma insomma tutti gli stakeholder con insomma piena disponibilità dei colleghi dell'assessorato a rispondere alle domande, però direi aspettiamo qualche giorno perché i bandi devono ancora essere pubblicati, quindi è stata chiediamo. una sorpresa. Così. È stata una sorpresa, allora, un po' di teatro. Vediamo come vediamo la filiera domani, vediamo cosa viene fuori. Probabilmente, ho sbagliato io, non era un word cloud, ma avevamo proprio chiesto un contributo aperto, quindi sì. Chiedo a Francesca di mostrarlo. Magari adesso lo scorriamo solo, tanto poi questi sono contributi che renderemo disponibili per tutti. Leggiamo qualche parola qui e lì, la scorriamo e lo... Ce ne sono tante, dall'esigenza di essere più internazionali, aperti, inclusivi, c'è più green, una competizione. Più in relazione col mercato. Anche un investimento sull'aspetto economico che è importante, accessibile più facilmente, collaborativa.
collaborativa ritorna molto, trasparente, anche qualche riferimento appunto ad una maggiore partecipazione dei diversi segmenti, meno provinciale, più aperta all'esterno, incentivante per le produzioni estere, filiera aperta ai nuovi orizzonti e ai nuovi progetti. C'è molto il tema dell'apertura, della competitività, meritocratica, coesa, organizzata ed equilibrata, filiera giovane che racconta in modo inedito. È una vera Poi industria, questa è una certo. giusta riflessione che ci accompagnerà in queste settimane, no? Noi provocatoriamente parliamo di filiera audiovisiva in Sardegna perché dovremo anche interrogarci su questi livelli di definizione, attenti ai giovani, alle Il tematiche top green. italiano, quindi partiamo ambiziosi, Nevina, bene. Una vera e propria industria, finanziata a dovere, mi piace, Benissimo. visionaria, perfetto. Grazie, io davvero ringrazio tutti, questi contributi poi li renderemo disponibili e sulla base di questo poi lavoreremo. Per la parte di interazione ci rivediamo più tardi, lascio la parola a Nevina Marcello per la prima sessione dei lavori. Mi sembra che con questa sfida più aperta, internazionale, ma anche coesa e simultaneamente competitiva, Marcello, ci siano moltissimi spunti. Vuoi guidarci tu in questo momento di incontro e confronto con il sistema nazionale e le esperienze che ciascuna regione in questa dialettica che non abbiamo detto è una dialettica sempre in fieri, in costruzione tra l'aspetto normativo nazionale e quello regionale, si compone quotidianamente di best practice e di testimonianze che ci arrivano dalle diverse realtà territoriali del sistema Italia. Ti passo la parola, Marcello. Volentieri e grazie Nevina, grazie a tutti. Io sono molto, molto felice di essere coinvolto in questo processo che mi sembra, oltre a starmi a cuore anche per ragioni diciamo personali e familiari, ma mi pare particolarmente interessante per il modo in cui l'avete impostato, così partecipato, anche perché a me è capitato di fare questo tipo di lavoro, di accompagnamento su revisione di strumenti normativi regionali, anche per altri, diciamo ormai amici, insomma, che sono molti di loro in ascolto oggi, in altre regioni e province. Una cosa che ho imparato appunto è che è un lavoro che si fa principalmente ascoltando, cioè cercando di capire chi poi l'industria, la filiera di cui parliamo la fa e la vive, cosa sente, cosa vuole fare. Ovviamente sta a noi, chi come me viene da fuori, anche se ha mezzo piede dentro perché un po' la conosco la realtà, portare informazioni tecniche, conoscenze e insomma prestarsi, e anche un punto di vista esterno, però ecco è fondamentale partire dal sentire all'interno. Proprio a questo scopo io nei giorni scorsi sono stato, come dire, spontaneamente, perché mi sono offerto io e l'ho sollecitato io, destinatario di numerosissimi materiali da Nevina e tutto lo staff della Film Commission, perché appunto la prima cosa che mi piaceva fare era diciamo, una full immersion in tutto quello che è la reportistica, i dati, tutto quello che è stato fatto fino ad oggi. E devo dire che sono rimasto impressionato. Già è stato detto prima, perché è intervenuto prima, che insomma che questa legge che oggi ci troviamo un po' a riconsiderare, a valutare, è stata una buona legge. Io sinceramente non posso che confermarlo e più in generale non posso che confermare da quello che ho visto, che in parte già conoscevo, più che sulla legge in generale sul sistema Sardegna, cioè è un ecosistema che è stato creato alcuni anni fa, che ormai funziona, è molto vivo e ha dato dei risultati veramente notevoli, anche paragonati a quello che è lo strumento normativo, che ormai è anche un po' obsoleto, perché l'ha fatto? L'ha fatto, ecco, da un lato perché la legge era comunque una buona legge, scritta bene, anche con una flessibilità che ha consentito fino ad oggi, con un po' di creatività e di capacità, diciamo, poi delle strutture, di sopperire a qualche lacuna, a qualche cosa che ovviamente non c'è, perché è nata proprio in un'altra epoca, direi geologica, per come funziona il mondo in questo settore. Ma appunto, come già è stato ricordato, è stata innovativa, appunto ha introdotto un'idea di filiera, ha cercato di avere una visione di interventi estesi a tutto quello che è il settore, quindi non solo la produzione, ma la distribuzione, la promozione, l'accompagnamento delle opere, le sale, l'associazionismo, i festival, cioè veramente un po' di tutto. E diciamo poi a questo si è aggiunta la capacità
sia tecnica che diciamo anche una certa creatività, secondo me, di tutto voi del settore, cioè avete saputo, combinando vari strumenti, fondi, eccetera, creare un qualcosa che io oggi chiamerei Sistema Sardegna, che già va oltre la legge. Cioè questa legge, io ho l'impressione che ho venendo fuori che è già superata, anche se rimane scritta così, perché voi fate una quantità di cose che per fortuna, penso al green, penso appunto a tutte certe modalità di accompagnamento di opere anche a livello internazionale, ai progetti speciali, in questa legge non si trovano, perché uno per capire quello che fa deve leggere la legge, ma deve leggere anche molte altre norme, deve prendere molte altre informazioni e deve leggere questi poderosi report che vengono elaborati da Nevina e tutta la squadra, in cui tra l'altro c'è anche un'analisi molto importante, molto dettagliata delle ricadute territoriali. Cioè, i risultati, diciamo, di questi anni sono stati risultati importanti non solo per gli autori, per i talenti sardi, che ormai sono riconosciuti anche insomma internazionalmente fuori dalla Sardegna, per alcuni riconoscimenti molto importanti. Ora insomma, non faccio nomi, ma insomma ben li conoscete, David Di Donatello e quant'altro. Ma tra l'altro a livello proprio di ricadute territoriali ci sono stati dei casi particolarmente significativi. Appunto è stato citato moltissime volte, ma ecco, uno per tutti, l'isola di Pietro. Cioè l'isola di Pietro ormai è diciamo, un caso di scuola su quello che può voler dire una ricaduta territoriale su un territorio, come poche altre produzioni seriali in tutta Italia. Quindi diciamo queste cose non succedono a caso, succedono in una realtà che ha diciamo uno strumento normativo arretrato, perché c'è stato messo molto valore aggiunto, e quindi secondo me questo è il primo dato da cui partire. Ma perché diciamo quindi andare a rivedere questa legge? Appunto andare a rivedere questa legge non è abbastanza dire che è risalente, perché ci sono anche leggi risalenti che continuano a funzionare bene in altri settori del diritto, ma in questo settore proprio non si può fare. Cioè questo è un settore che cambia alla velocità della luce e infatti tutto il mondo dell'audiovisivo e diciamo del diritto d'autore, che gli dà la polpa, il contenuto vivo, chiunque lo segua sa che cambia continuamente. Cioè non si fa in tempo a dettare una legge che si sta discutendo di come è meglio riposizionarla, riassettarla, eccetera. Quindi diciamo che il lavoro da fare è il lavoro che tutti quelli che si trovano in questo tipo di mondo si devono trovare a fare periodicamente, ed è un lavoro che appunto a maggior ragione ha senso fare per chi ha fatto un bel percorso, cioè è arrivato a un certo gradino piuttosto alto e a questo punto deve avere una visione più ampia e capire anche come riposizionare priorità e tutta una serie di cose. Quindi dicevo, diciamo, è una legge risalente. In che cosa si vede soprattutto il fatto che ha diciamo, le criticità vengono fuori? Le criticità vengono fuori rispetto al mercato come oggi, e vengono principalmente, e vengono fuori anche a quello che è successo nel frattempo a livello di normativa nazionale, e di soprattutto alcune realtà poi territoriali virtuose che si sono aggiornate prima, che sono andate diciamo già verso quelle che Nevina chiama giustamente le best practice. Non abbiamo il tempo insomma di fare una disamina completa, ma in generale soprattutto quello che è successo, penso più o meno tutti quelli che sono in ascolto hanno familiarità con questi concetti, è che il mercato fra digitale, avvento degli streamer e boom degli streamer ha subito molti scossoni, per cui i pesi di quello che sono i vari elementi che costituiscono la filiera si sono molto spostati rispetto a quello che erano 15 anni fa, al punto che la normativa statale è stata diciamo, costretta lodevolmente a prenderne atto, e quindi come sappiamo nel 2016 c'è stata questa grande riforma di settore, che come tutte le riforme ha dei pro e dei contro, ci sono posizioni a favore e alcune critiche su alcuni aspetti, ma comunque ha avuto diciamo il lodevole intento di cercare di mettere ordine, perché anche a livello nazionale all'epoca c'era ancora un sistema un po' frammentario, stratificato nel corso del tempo, cioè si erano un po' inseguite alcune novità, ma non c'era più uno strumento unico organico. C'è stata questa grande sfida di realizzarlo, e una delle principali novità
che è avvenuto è che è finita una visione, diciamo, sala-centrica, la potremmo chiamare, cioè la visione che era quella tradizionale di tutto il sistema di normativa nazionale e di incentivi basato esclusivamente, cioè nato intorno e cresciuto intorno al cinema a prioritario sfruttamento cinematografico, e il legislatore nazionale ha preso atto che il mondo era cambiato, il mercato era cambiato, c'era anche quello che oggi viene chiamato l'audiovisivo, che è un macro concetto che comprende non solamente il cinema, ma anche tutte le altre forme di intrattenimento tramite immagini e movimento e suoni. Quindi abbiamo la televisione, abbiamo tutto quello che è il mondo delle piattaforme, abbiamo anche videogames, su cui voi siete in realtà più avanti di moltissimi altri, paradossalmente pur non avendo neppure una legge che li contempli. Insomma, è una delle tante cose in cui si può verificare questa risalenza dello strumento normativo. Così come pure diciamo, la legge vostra, nostra, insomma, non considera il green, su cui pure vi siete attivati, cioè proprio è una legge che non ha la visione che in realtà è già nelle cose, è già intorno a noi. E ancora, tanto per fare altri esempi, non c'era neppure il tax credit all'epoca, per cui parliamo veramente di un mondo fa, considerando che oggi è diventato praticamente il principale e più stabile strumento di incentivo al settore. E ancora, per esempio, non prevede particolari incentivi per le coproduzioni, che pure ormai sono la fetta preponderante praticamente di tutto il mercato internazionale, anche se paradossalmente fino a un momento fa, perché abbiamo appena avuto stamattina la notizia da Davide Serra che è stato eliminato quel riferimento, chiamava coproduzioni i contributi regionali. Quindi diciamo questa obsolescenza c'è da un lato rispetto al mercato, dall'altro rispetto agli strumenti normativi appunto nazionali, e ancora rispetto anche, dicevo, a come si sono mosse altre regioni, alcune province autonome, sulla scia del legislatore nazionale, il quale, come è stato già ricordato anche da Cristina Prerone, ha, tra le cose importantissime per il mondo delle Field Commission dei fondi regionali, ha riconosciuto Field Commission e fondi regionali con un ruolo di protagonisti. Tutto questo non è avvenuto per caso, ma è avvenuto a seguito di un lavoro importantissimo fatto dall'Associazione delle Field Commission e dalle Field Commission tutte, e ha chiamato in un certo senso quindi le Field Commission e i fondi regionali anche in modo proprio ufficiale a far parte di un sistema, cosa che un po' come nel caso, dicevo prima, della legge regionale, sia che lo dica una legge che non lo dica una legge, in realtà già avveniva nei fatti, però come noi sappiamo è importante che una normativa dia un suggello e dia una legittimazione, perché poi da lì si innescano tutta una serie di possibili attivazioni di strumenti ulteriori che fanno sistema, cioè rendono più attiva e più potente quella che abbiamo chiamato ripetutamente filiera. E in primo luogo ciò a cui il legislatore nazionale ha chiamato le Field Commission e i fondi regionali, ma in realtà si sono chiamati a vicenda, perché in realtà è una spinta che quasi è partita più dai fondi regionali, è la armonizzazione dei fondi regionali, dei meccanismi con cui funzionano. Tra poco avrà la parola Luca Ferrario, vicepresidente dell'Associazione delle Field Commission, che insieme a Cristina Priarone e anche insomma insieme a me e ai miei colleghi sta facendo un lavoro di mappatura e di diciamo, disegno di linee guida che potrebbero aiutare sempre di più i fondi regionali verso un'armonizzazione degli strumenti. Armonizzazione che non vuol dire omologazione, perché non vuol dire assolutamente quello, cioè ogni regione, ogni provincia deve trovare il suo profilo, le sue priorità. Semplicemente però quello che chiede il settore, quello che chiede in particolare appunto la filiera, è che ci sia un'armonizzazione dei linguaggi, delle definizioni, delle procedure. Cioè è chiaro ed è legittimo e sacrosanto che ogni regione abbia le sue priorità, però il modo in cui le deve spiegare al sistema deve tenere conto di come le spiegano gli altri, in modo che tutto sia intellegibile, in tempo reale, sia efficiente al massimo che possa essere, e in questo modo quindi faccia valore aggiunto e dia uno strumento importante. Ultimo spunto di riflessione riguarda il Covid. Noi qui parliamo di armonizzarci e di sì, appunto armonizzarci, di guardare alla legge 220, ma dobbiamo tenere presente che la legge 220, proprio per i motivi che dicevamo prima,
non solo sono passati 5 anni, ma poi come funziona questo mercato in generale, dove 5 anni sono tanti, ma in più anche per il Covid che c'è stato, per la pandemia che c'è stata, è, ahimè, anch'essa in parte superata, cioè sta venendo messa alla prova di già, pensate un po', dopo 5 anni, dai cambiamenti in atto, per i quali il Covid è stato un acceleratore, in particolare quello che è diciamo, lo strapotere, il boom che stanno avendo gli streamer, tutta la fruizione dei contenuti digitali on demand, sta veramente dando delle scosse telluriche al mercato. Durante l'anno del Covid è perché era l'anno del Covid, per cui ci sono stati, come dire, dei rimedi contingenti che hanno cercato di fare fronte ai danni contingenti enormi che sono venuti. Cioè è stata una botta da meno 75% di incassi, di posti di lavoro, di tutto. E tutti noi l'abbiamo sentita. Ci sono stati dei rimedi, delle misure straordinarie, eccetera, eccetera, ma in questa discussione più che quello conta qual è l'effetto di lungo periodo. Cioè la domanda è: si tornerà esattamente a come era prima del Covid? Probabilmente non ci si tornerà del tutto, perché il processo va avanti, perché purtroppo c'è una battaglia per i contenuti sempre più accesa, perché le fette che stanno acquisendo sul mercato, le produzioni finanziate dagli streamer sono sempre maggiori, e perché al loro confronto il peso sul mercato degli operatori tradizionali sta venendo ridimensionato. Noi ci troviamo a disquisire di una previsione di una legge regionale mentre si sta dibattendo, c'è un acceso dibattito su scala nazionale ma anche, diciamo, europea, sulle cosiddette quote di investimento da imporre anche agli streamer, così come si fa con i broadcaster nazionali, a tutela dell'identità europea e dell'identità poi nazionale all'interno di ciascun paese. Per cui la partita è una partita enorme che tocca tutti e non possiamo non sentirci tutti parte di un sistema sempre più integrato, sia che noi lo vogliamo, sia che noi non lo vogliamo. Per cui noi dovremo ragionare su che cosa vuol dire tutelare l'identità sarda oggi, con tutto quello che si porta dietro a livello di lingua, specificità territoriali, posizionamento nel Mediterraneo, realtà, insomma, caratteristiche antropologiche, culturali e quant'altro, ma questo ha senso domandarselo solo capendo cosa ci si sta chiedendo a livello nazionale e a livello europeo. Non ci sono solamente criticità in questi cambiamenti in atto, anche se spaventano, secondo me, perché ci sono anche opportunità, c'è appunto un incentivarsi della competizione, ci sono più soldi, c'è un mercato ormai molto, molto ricco, talmente ricco che sta attirando da ormai diversi anni grandi investitori stranieri e produzioni straniere, cioè c'è stato da poco il mercato dell'audiovisivo e la festa del cinema, soprattutto il mercato dell'audiovisivo, ma anche la festa del cinema, ci sono ormai produzioni statunitensi, produzioni internazionali, ma insomma le più grandi che ci sono, che guardano l'Italia come un mercato di grandissimo interesse, ma non di conquista nel senso vecchio, ma un mercato dove andare per trovare contenuti, trovare progetti su cui investire e investire anche lasciando sul territorio valore, cioè aprendo filiali, cercando di costruire coproduzioni e sinergia. Ancora, a proposito di opportunità, in un mondo in cui ormai tutti i fruitori, insomma, soprattutto quelli tipici delle piattaforme, per cui una certa fascia di età e di consumatore si è ormai abituato pacificamente a fruire di contenuti provenienti da tutto il mondo, nelle lingue più disparate del mondo. Non so, attualmente c'è il boom di Squid Game che è in coreano, ma l'altro ieri c'era Unorthodox in israeliano e dopodomani ce ne sarà uno, non so, in Swahili. Ecco, questo per esempio offre, possiamo immaginare anche delle opportunità per chi ha della tutela linguistica uno degli obiettivi proprio costituzionali e propri della regione, perché non vedo difficoltà se ci fosse un contenuto che ha i numeri giusti, cioè che può competere, perché mai non potrebbe anche un contenuto integralmente in lingua sarda avere quel tipo di ritorno. Ovviamente la domanda da porsi è: mi interessa? Prima di tutto. Poi se mi interessa, se ho la forza per farlo, se non la ho, come ci posso arrivare? Cioè come posso fare sistema, cosa posso fare? Tutto questo però non perdendo l'attenzione, ovviamente, per quello che invece è il cinema d'autore,
il lungometraggio, il cortometraggio, cioè tutto quello su cui c'è già una grandissima attenzione della regione, delle politiche regionali, che non va assolutamente perso. Detto ciò... Concordo, Marcello, posso aggiungere a sì, quanto hai detto? io stavo completando. Una stimolazione solo rispetto, per esempio, alle esperienze di altre regioni europee che sulla lingua minoritaria hanno fatto uno degli assi portanti, per esempio, dei finanziamenti europei, il caso della Catalogna, ma anche di altri paesi che hanno addirittura riformulato la propria destinazione dei fondi, Latvia, eccetera. Ti rilascio la parola, scusa. Sì, io in realtà stavo completando, appunto, semplicemente per dire che questi sono solamente degli spunti, sono delle domande, secondo me sono le domande che è obbligatorio porsi, cioè proprio è doveroso porsi. E poi, ovviamente, all'esito dei feedback che si riceveranno, le revisioni che si faranno, si potrà trovare quella che è la ricetta giusta, cioè ogni regione, ogni provincia, ogni realtà territoriale deve trovare la sua ricetta, che è una combinazione di un bilanciamento attento fra le priorità, le criticità, su cosa si vuole scommettere, cosa non si vuole scommettere. Avrei previsto di fare un accenno a alcuni esempi, diciamo, in altre regioni, in altre province, ma credo che, avendo la fortuna di avere collegati così tanti protagonisti di Field Commission e fondi regionali, la cosa migliore sia cedere la parola a loro affinché lo facciano in prima persona. E quindi, se sei d'accordo, Nevina, cederei la parola anzitutto, credo, a Luca Ferrario, a meno che non c'è un problema di disponibilità. Sì, ha un problema di collegamento, quindi... E allora forse a Bagnato, che aveva anche premura, dall'Emilia? Sì. Oppure Paolo Vidali? Ecco, guarda, forse Paolo Vidali, che essendo la legge del Friuli, come tu sai, cronologicamente di pochi mesi successivi alla legge 15 del 2006, siamo sempre un po' in questa fratellanza di prossimità dell'anno, e anche però con una dimensione che, per esempio, ci accomuna rispetto ad un investimento riconosciuto dalla regione e dall'Europa rispetto alla lingua minoritaria, quindi ricollegandoci a quanto tu citavi prima. Quindi, se sei d'accordo, io passerei la parola a Paolo, che rappresenta un po' un'anomalia in Italia, no? Perché il Friuli, per esempio, ha avuto un aspetto normativo che ha previsto una separazione del fondo rispetto alla Film Commission. Eccomi, spero che mi sentiate. Sì, forte e chiaro. Grazie Marcello, grazie Nevina, grazie dell'invito. Noto che in effetti l'anomalia c'è, perché nella lista erano tutte Film Commission, io sono l'unico rappresentante di un fondo, manca la Film Commission regionale, problemi organizzativi, ma in un qualche modo il nostro lavorare insieme sta anche in questo rappresentarci vicendevolmente. È vero, un mese dopo la legge sarda e la legge del Friuli Venezia Giulia, mi pare un mese, il nostro novembre 2006, credo la vostra sia ottobre 2006. Diciamo che l'altra similitudine, in qualche modo, è l'essere regione autonoma ed essere regione con più lingue minoritarie presenti, e questa è stata in un qualche modo una delle motivazioni. Però voglio subito specificare che la scelta che fu fatta in quella legge del 2006 di rendere autonome, anche se non immediatamente da un punto di vista normativo, ma di fatto autonome, le strutture che si occupavano di Film Commission, del lavoro della Film Commission, del lavoro del fondo regionale, nasceva da una ragione che io vedo ancora valida. Ed è la ragione per la quale la Film Commission aveva come compito principale, e continua ad avere come compito principale, la promozione del territorio. Il Fondo regionale per l'audiovisivo ha come compito principale il sostegno alle imprese audiovisive del territorio e agli autori del territorio. Per noi erano due lavori diversi. Continuo a sostenere che sono due lavori diversi. Forse basterebbe dire che noi non abbiamo come requisito per fare domanda al fondo che i contenuti siano contenuti regionali, cioè e tantomeno che ci sia la necessità di realizzare l'opera in regione. Noi abbiamo avuto molte opere anche di gran successo non realizzate in regione, ma da imprese e da autori della nostra regione.
Credo che non sia una differenza appunto formale, ma sia una differenza sostanziale. Questo noi lo abbiamo verificato nel corso degli anni. Abbiamo pubblicato l'anno scorso un report che è reperibile nel database del nostro sito, proprio un report sulle attività del fondo, in cui mostriamo come quando il fondo è nato nel 2006 non c'erano state in precedenza opere realizzate da imprese della nostra regione che avevano avuto una circuitazione fuori dai confini regionali. A 14 anni di distanza, 46 opere realizzate da imprese della nostra regione erano state circuitate in festival primari internazionali. Il risultato è dovuto proprio a questa diversità, certo anche da altre ragioni, ma insomma sottolineo sempre questo perché in un qualche modo poi porta anche a una seconda parte del discorso, e cioè che per i sistemi di funzionamento in generale delle Film Commission noi ci ritroviamo che i nostri produttori, le imprese di produzione, hanno consuetudine di coproduzione internazionale, ma scarsissima consuetudine di coproduzione con imprese nazionali, perché in un qualche modo nelle altre regioni, con le imprese delle altre regioni, si trovano il vincolo di dover realizzare l'opera, gran parte dell'opera, su quei territori. Questo è un vincolo che in un qualche modo è essenziale, è logico, essenziale per gli obiettivi delle Film Commission, ma è invece un limite per quello che riguarda le imprese e gli autori della regione. Sottolineo questo, e come Nevina sa, e sa chi mi conosce, e Marcello anche, voglio dire, da lunga conoscenza, è una delle cose che io ripeto sempre quando mi chiedono le ragioni dei risultati del Friuli Venezia Giulia, che voglio ricordare rappresenta un 50° della popolazione italiana, è sempre stata marginale e periferica, soprattutto, ma non solo, nel mondo della produzione audiovisiva. Ecco, questa distinzione secondo me sarebbe in un qualche modo da rivendicare, ma che non vuol dire che tutte le Film Commission nazionali si dovrebbero scindere, ma credo che dovrebbero in un qualche modo trovare gli strumenti per fare questo doppio lavoro, perché altrimenti il limite rischia di essere, e per la mia esperienza è stato così, qualcosa che va contro, insomma, la possibilità di sviluppo delle sinergie di cui si parlava fra regioni, perché è inutile nascondercelo, il lavoro della Film Commission è necessariamente concorrenziale, cioè una Film Commission promuove il suo territorio e quindi cerca di attirare le produzioni sul suo territorio. Ovviamente se le attiro sul mio territorio le tolgo a un altro territorio, cioè questa componente è ineludibile, quindi sarebbe anche un po' ipocrita nasconderlo. Mi permetto, poi ovviamente sono a disposizione se qualcuno vorrà fare delle domande specifiche, mi permetto un'altra osservazione sulla base di quello anche che prima aveva detto Marcello. Noi abbiamo cercato nella formulazione della nostra legge nel 2006, nei regolamenti delle linee guida che sono succedute, di prendere a modello l'esperienza europea. Non a caso noi abbiamo chiamato da subito il nostro fondo audiovisivo, abbiamo usato il termine audiovisivo e non cinema, abbiamo preso a modello le linee guida di Media Program, abbiamo cercato in un qualche modo di rapportarci a una realtà europea. Era doveroso secondo me perché un modello di legge nazionale non esisteva, nel senso che nel 2006 imitare una legge nazionale come quella italiana ci avrebbe posto immediatamente
20 anni indietro, 30 anni indietro, 20 anni diciamo indietro a quello che era il panorama europeo. Quindi abbiamo cercato di adeguarci a quello e l'abbiamo fatto anche nella formulazione. Vorrei ricordare che gli articoli che riguardano la produzione, cioè Film Commission e Fondo, nella legge quadro che il Friuli Venezia Giulia nel 2006 si è dato per quello che riguarda il cinema, perché doveva riformare una legge cinema che il Friuli Venezia Giulia aveva dal 1981, ma che ovviamente riguardava festival, manifestazioni cinematografiche, la didattica cinematografica, la cineteca, eccetera. Nell'adeguamento sono stati introdotti degli articoli che riguardassero la produzione, quindi Film Commission e Fondo di Visto. Gli articoli sono 5. Voglio dire, uno degli errori, Marcello non lo prendere come fatto personale perché è il tuo mestiere, ma in un qualche modo gli errori della legislazione italiana sono sempre quelli di voler mettere tutto in legge. Non si deve mettere tutto in legge, le leggi devono rappresentare dei quadri all'interno del quale poi molte cose devono essere demandate ai regolamenti e nel nostro caso grandissima parte alle linee guida che sono parte essenziale dei bandi. Per una ragione molto pratica. Le linee guida si modificano con una firma di un direttore di servizio della regione. Il regolamento lo si modifica con una decisione della giunta regionale. Una legge la si modifica con un voto del consiglio regionale. Quindi si complica la cosa e soprattutto si rende vecchia la legge più rapidamente. È facile tenerla al passo coi tempi, modificando le linee guida, aggiustandole. Non lo abbiamo fatto tantissimo nel corso di questi anni, devo dire onestamente che la gran parte è ancora valida. Il regolamento, e abbiamo modificato anche quello, anche se solo una volta, anzi 2 volte per cose non essenziali. La legge non l'abbiamo mai modificata. No, è stata modificata la settimana, 15 giorni fa, perché appunto c'è stata questa scelta della Film Commission di cambiare la propria firma, ma è stata l'unica ragione di intervento. Quindi non consideriamo come essenziale, ovvero lo è la legge, inutile nasconderselo, ma questa pretesa di voler mettere sempre tutto il prevedibile e l'imprevedibile dentro nella legge. Io credo che questo, per esempio, e qui mi taccio perché ovviamente la fine della polemica che va avanti da anni. Stavo per dire, ce la stavamo un po' aspettando, Paolo, ecco, questa. È il limite della legge nazionale. L'abbiamo messa in scaletta, Paolo. L'abbiamo messa in scaletta, Paolo, ti sorprenderemo su questo. Era già in scaletta. Che ha preteso di mettere dentro tutto, mettendo dentro tutto, 5 anni dopo ha già delle parti che sono vecchie. Bastava non mettere dentro tutto e magari mettere dentro in quello che è stato messo delle cose importanti che invece mancano e temo che continueranno a mancare. Paolo, grazie perché aspettavamo questa provocazione. Ovviamente come dire, comprendete il livello di polifonia dell'associazione, perché in realtà, come tutti sanno, insomma, oserei dire quasi tutti quelli che condividono l'impostazione che invece stiamo dando, cioè di Film Commission che possano gestire i fondi e che abbiamo fortemente voluto ribadire nella legge nazionale, pur nella amore incondizionato, amicizia e ammirazione per l'esperienza pilota del Friuli, che ha davvero dato a tutti la possibilità di credere in un'ambizione legata alla coproduzione europea da riscrivere, vincolando addirittura in maniera completamente diversa le connessioni tra territorialità e supporto economico. Come Paolo sa, per l'Associazione Italiana delle Film Commission invece il tema importante che è stato raggiunto anche normativamente rispetto alla autorizzazione che le Film Commission possano avere una ambizione più simile alle film agency internazionali
internazionali, no? che vediamo nei vari paesi e dei quali l'Italia di fatto non è ancora dotata, è quella di poter gestire con delega diretta della regione anche i fondi. Chiaramente noi siamo d'accordo con quanto Paolo dice rispetto alla necessità di aspetti normativi che è totalmente in linea tra l'altro con l'idea di semplificare le procedure amministrative, di andare verso una più facile accessibilità agli di accesso agli strumenti, una più facile diciamo soglia di accesso agli strumenti economici e normativi. Noi crediamo fortemente che i casi che l'Italia sta raccogliendo di Fin Commission che amministrano o coamministrano i fondi in realtà appunto raccontino esattamente di queste specificità territoriali che nel Friuli hanno trovato una formula, ma in altri casi, e andrei subito a coinvolgerli brevemente, potrebbero invece lavorare su dimensioni di fondi e di Fin Fund un po' più articolati. Forse il Fin Fund più consistente è quello della Regione Lazio, che è un aggregatore. Sono presenti molti produttori che dalla Sardegna o da fuori Sardegna hanno avuto accesso al fondo, e quindi vedo collegata Tina Bianchi, alla quale chiederei di fare un saluto, e a seguire coinvolgerei anche le altre Fin Commission che hanno avuto esperienze di sviluppo e potenziamento delle attività proprio grazie alla creazione dei fondi, o con formule che hanno solo successivamente attivato i fondi. Penso alla Toscana, penso alla Valle d'Aosta, e quindi passerei subito la parola a Tina Bianchi, se è collegata. Buongiorno a tutti. Allora sì, diciamo, porto brevemente a questa riflessione generale il contributo del Lazio con il fondo sulla coproduzione, dedicato alla coproduzione. Praticamente il Lazio Cinema International, che è questo fondo di 10 milioni, diciamo, è nato sull'idea della regione di sostenere il processo di internazionalizzazione dei produttori in un territorio ovviamente di lunga tradizione e maturo dal punto di vista produttivo, che quindi ha bisogno di strumenti che possano aiutare ad accedere al mercato internazionale con un bagaglio di un fondo che permette appunto di sedersi al tavolo con i produttori europei ed avere appunto una dotazione importante. Questo aiuta il produttore ad entrare anche nella specificità della coproduzione, che è europea. Il fondo non è dedicato solo alle coproduzioni europee, però la coproduzione è proprio una specificità del sistema produttivo europeo, e quindi questo per aiutare a una crescita di un'identità europea, perché è vero che i territori sono in competizione, come diceva Paolo Vidali, però è anche vero che i fondi devono aiutare diciamo, una crescita di insieme, permettere di accedere ad altri fondi europei, ad accrescere le possibilità creative, ad incontrare altri autori, ad allargare le possibilità narrative. Quindi il fondo, in questo caso la Lazio Cinema International, che fino adesso ha raggiunto, diciamo, vari paesi, ha permesso oltre 130 opere fino adesso negli ultimi 5 anni, quindi, come dire, allarga proprio le prospettive dei produttori. Quindi questo contributo che appunto che voglio dare è di guardare a iniziative che possono far crescere i produttori non solo in un'ottica competitiva, ma appunto di incrociare la crescita a livello europeo. Quindi questo era il mio contributo. Poi per chi volesse possiamo dare. Esatto, è utilissimo. Magari in chat inseriamo un po' di informazioni anche sull'organizzazione del fondo, che chiaramente diventa un attrattore. L'abbiamo sentito ripetere in varie occasioni, dal Festival di Venezia al Festival di Roma e al mercato internazionale. È evidente che questo accesso anche al Fondo Lazio consente con diverse regioni italiane di poter fare delle coproduzioni interne al territorio. Vai Cristina.
Posso, scusate, certo. solo aggiungo una Ubi piccola maior. cosa. No, ma perdonatemi, solo un secondo sul Fondo Lazio, e anche che forse ci aggiunge, come dire, un altro sguardo al discorso di Paolo Vidali. Il fondo sulla coproduzione da 10 milioni di euro, che ormai si è strutturato nella nostra regione, nasce da Film Commission, cioè da tutto il lavoro di Film Commission fatto sulla coproduzione, prima creando partnership internazionali, eccetera, eccetera. Quando il presidente Zingaretti ha avuto le risorse, le ha messe sulla coproduzione grazie a un lavoro fatto da Film Commission, e proprio perché le Film Commission non si occupano solo di turismo, ma sono vere e proprie leve di sviluppo, che lavorano con gli assessorati alla cultura, allo sviluppo economico, alla formazione e anche al turismo. Mi scuso, ma ci tenevo a dirlo. Mi sembra giustissima come precisazione, e mi dai tra l'altro l'assist per immediatamente coinvolgere, ricordandole il nostro applauso per l'attività rivoluzionaria che nel sistema Toscana ha fatto Stefania Ippoliti, ma anche nella cordata del coordinamento nazionale dell'associazione di cui è stata presidente, perché la Toscana, lo ricorderete, lo scorso anno è stata nominata ed ha vinto, insomma, come migliore Film Commission del pianeta, e questo elemento del quale abbiamo beneficiato tutti a livello di Sistema Italia, perché ha portato il sistema paese Italia alla visibilità internazionale, ha anche confermato quanto stava dicendo Cristina, e cioè che tutta una serie di attività nate dalla Film Commission, addirittura con un embrionale iniziale fondo di incoming, hanno in realtà generato una affidabilità istituzionale tale per cui con l'incremento di risorse europee, condivisione di istituzioni e spazi produttivi pubblico-privati già esistenti, hanno portato oggi in Toscana un sistema produttivo solido del quale noi tutti beneficiamo. Cito per tutte il lavoro straordinario fatto rispetto alla tradizione italiana del compartimento costumi e delle manifatture di Prato. Quindi Stefania, io ti cedo la parola e complimenti ancora per il premio di migliore Film Commission Global del Locations Guild of America dello scorso anno. Quanto è vero che il fondo incide e quanto invece quello che diceva Paolo può essere reale, insomma può condizionare solo parzialmente il lavoro e l'operato della Film Commission? Noi siamo intanto grazie Nevina, mi è piaciuta molto quello che ho sentito finora, mi ha interessato tanto e quindi grazie per questa iniziativa. Riflettere insieme è sempre prezioso. Noi siamo un po' la prova provata su quanto il fondo può non necessariamente condizionare le attività. E lo dico con una punta di rammarico, perché non mi dispiacerebbe affatto avere con più costanza e in maniera meno carsica dei fondi per incentivare le produzioni, come vi immaginate. Però veniva ben detto che ognuno di noi ha una storia a sé, dunque si cerca di lavorare sui propri punti di forza ed è quello che abbiamo fatto noi. La Regione Toscana non ha una legge cinema, ma ha una legge che ha istituito la nostra fondazione affidandole in toto, sotto naturalmente la guida e il controllo stretto della Regione Toscana, lo sviluppo delle politiche del cinema e dell'audiovisivo. Noi nasciamo da un nucleo culturale, ancora il nostro riferimento è quello della cultura, cosa che noi rivendichiamo perché pensiamo che le declinazioni più contemporanee che hanno etichettato come industria creativa quello che noi facciamo da molti anni hanno un senso, un valore, un apprezzamento se continuano ad avere un nucleo forte culturale che si radica anche nelle vocazioni e nelle tradizioni di ognuno dei nostri territori. Non vorrei che questo discorso sembrasse eccessivamente regionalistico e passatista, perché non è così. Io credo che conoscersi molto bene, avere una contezza della forza e delle debolezze che ognuno di noi ha, serva a rapportarsi agli altri con più serenità. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo cercato di vedere quali erano le nostre vocazioni e di lavorare a prescindere dai fondi di attrazione delle produzioni, con l'obiettivo di offrire servizi di grande qualità e di una qualche peculiarità.
Da qui siamo riusciti a elaborare la rete delle manifatture digitali cinema, che sono dei piccoli cineporti corredati da strutture di laboratorio e di specializzazione. Non facciamo una formazione riconosciuta. Noi cerchiamo di far percorrere alle persone che frequentano le nostre botteghe, abbiamo mutuato questo termine dalla tradizione rinascimentale dell'imparare facendo, noi offriamo l'opportunità alle persone che frequentano, dicevo, i nostri laboratori botteghe, di aggiungere un ultimo miglio a quello che hanno imparato con precedenti percorsi di formazione più consueti, per dare loro la possibilità di valutare o delle possibilità di autoimprenditorialità oppure di trovare occupazione nel settore dell'audiovisivo. E questo ha avuto successo. Dunque Nevina ricordava le manifatture digitali di Prato, siamo dentro un distretto tessile che ha subito, come tutti questi tipi di distretti molto maturi, una serie di scosse, di traumi e di difficoltà. Noi abbiamo detto a tutta quella manodopera qualificata che continua a essere formata dai tecnici che ci sono sul territorio, i tecnici che si occupano di tessile, provate a vedere se quello che sapete fare può diventare l'accesso a un altro sbocco di tipo lavorativo. Questo è molto piaciuto, un po' perché l'appeal, per esempio, del fare il sarto o il costumista nel settore dello spettacolo, noi facciamo questi corsi anche per lo spettacolo dal vivo, ha un appeal diverso verso le nuove generazioni rispetto a fare il sarto che mi fa un tailleur, dico una banalità, o che fa delle riparazioni o che lavora dentro un'azienda di confezioni. C'è tutta quella parte di creatività, di confine incerto che aggiunge fascino. Questo l'abbiamo poi replicato a Pisa, dove invece abbiamo lavorato nel tema delle nuove tecnologie applicate ai nostri linguaggi, quindi animazioni, videogiochi, ambiente sonoro. Su ambiente sonoro vi vorrei dire che è una roba che ci dà grandissime soddisfazioni. Stiamo realizzando un database immersivo dove ci sono suoni e immagini a 360 gradi e stiamo cercando di mettere a punto una piattaforma che possa restituirne la straordinaria qualità immersiva, che ci piacerebbe poi, una volta che dal punto di vista tecnico questo fosse possibile, metterla a disposizione col meglio del meglio di tutte le regioni italiane, perché crediamo che questo abbia una straordinaria fascinazione e richieda fra l'altro l'occupazione e il lavoro di un sacco di talenti, quindi è interessante. Lavoriamo su Siena con l'Accademia Chigiana per la composizione di musica e la sua riproduzione attraverso strumentazioni elettroniche. Lavoriamo a Pistoia sulle scenografie, sia quelle fatte scenografie perché a Pistoia c'è un distretto di falegnameria e carpenteria, anche lì un pochino ammaccato, e c'è una straordinaria realtà di vivai. Immaginate la possibilità di fare delle scenografie vive, naturali, un agrumeto, una betaia, un labirinto, e anche con la possibilità di adoperare tutti gli scarti delle realizzazioni per costruire delle scenografie che abbiano l'impatto più basso possibile dal punto di vista del consumo. Infine, pensiamo anche di lavorare sul tema della scrittura, ma lo faremo in maniera itinerante, lo facciamo perché la capacità di adattare la parte creativa alle necessità produttive pensiamo che debba essere un tema per tutti noi. Cercando di aggiungere servizi qualificati all'attrattività delle nostre ambientazioni, che questo è un'eredità che noi ci siamo trovati senza merito, siamo riusciti a mantenere un trend di presenze e di produzioni, soprattutto internazionali, devo dire, molto alto. Tenete conto che siamo consapevoli che invece il fatto di non avere altro che in maniera sporadica fondi da mettere a disposizione delle produzioni italiane ci ha penalizzato sul richiamo delle produzioni italiane. Per esempio il fatto che Roma-Lazio, che è il distretto, il cuore del nostro settore audiovisivo, abbia la possibilità invece di intervenire a completamento di opere per fasi post-produttive, per vicende di varia natura che ci hanno ricordato Cristina Priarone e Tina Bianchi, su produzioni che sono in buona parte anche state ambientate in Toscana, per noi è stata una opportunità e un aiuto e un complemento vitale.
Quindi io trovo che gli assetti possano essere più vari. Qualsiasi fondo la Regione Toscana ha deliberato nel corso di questi anni o delibererà, viene comunque cogestito dalla nostra fondazione. La scelta della Regione Toscana, che io trovo abbia un senso, è stato quello di affidarsi a un organismo che attualmente è un in-house providing, è una sorta di esperimento, siamo un ircocervo per certi versi, però non siamo un'agenzia, non siamo un dipartimento della Regione, ma siamo una fondazione strumentale e in qualche modo questo rende più agevole l'assegnazione di compiti. Noi presentiamo un piano di attività che ci viene approvato dal Consiglio regionale e all'interno di questo viene naturalmente sostenuto anche economicamente con dei contributi. Possiamo anche ricevere poi degli affidamenti ulteriori per fare altri servizi. La nostra fondazione ha due anime, come sapete, una parte audiovisiva, una parte è quella della comunicazione digitale e della promozione territoriale. Noi difendiamo molto la nostra autonomia dalla promozione territoriale, non perché ci dispiaccia il loro lavoro, ci mancherebbe altro, lo apprezziamo assai, in Toscana vi potete immaginare, però non vogliamo essere vissuti come ancillari rispetto alla promozione del territorio. Il rivendicare lo spunto culturale crediamo che sia un valore aggiunto e non un limite o una debolezza. Quindi io penso che non sia necessario avere una legge cinema così codificata da diventare un oggetto ingombrante. Questo ci può esporre a punti di vista ondivaghi a seconda dell'avvicendarsi di amministrazione e di punti di vista a volte anche contrastanti. Potrebbe esserlo, ma considerate che la fondazione è molto strutturata, cioè noi abbiamo una fondazione che esiste da molti anni, che si è evoluta, che adesso, come dicevo, è in regime di in-house e come sapete le amministrazioni pubbliche fanno una fatica notevolissima a cancellare delle cose che hanno da anni. Noi in più siamo corroborati dall'avere dei risultati di efficienza notevoli. Questo per dire, siamo protetti dai punti di vista imprevedibili della politica? Ragionevolmente sì, perché la fondazione è una cosa molto strutturata e molto assimilata dall'organizzazione regionale. Io non sento la mancanza di una legge cinema in questo senso. Considerate anche che la fondazione, come dicevo, si occupa di tutta la filiera, quindi si comincia dall'educazione nelle scuole, l'assistenza all'esercizio tradizionale, ai festival, le attività di Film Commission, la mediateca regionale, tutte queste cose un po' borderline fra la formazione, la specializzazione e l'avviamento al lavoro. Siamo diventati anche da qualche anno esercenti, quindi in qualche modo noi siamo una sorta di display di quello che io credo non sia stata una cattiva scelta, cioè di affidare a un unico organismo la progettazione e la gestione sotto ovviamente la guida degli organismi regionali, tutte le politiche del settore. Questo ci dà possibilità di fare una certa economia di scala e soprattutto di mantenere coerenza fra i vari segmenti della filiera. Stefania, grazie. Mi sembra intanto utilissima la riflessione anche di un punto di vista, per esempio, completamente diverso da quello nel quale noi ci troviamo, perché invece noi operiamo all'interno di una dettagliatissima norma, e però è chiaro che sentirti raccontare proprio la composizione quasi verticale di questa filiera, rispetto alla quale tra l'altro la Fondazione Sistema Toscana amministra, ricordiamolo, mostruosità che per noi sono epiche come gli Uffizi, cioè avete, come dire, un patrimonio nazionale ed internazionale molto complessa e articolata. Quindi in questa polifonia dove ci hanno scritto, purtroppo hanno dovuto lasciare per un piccolo ritardo accumulato e sovrapposizione di impegni, Luca Ferrario che ribadisce come dire, la necessità di una politica di armonizzazione dei fondi alla quale Marcello Mustilli faceva riferimento,
riferimento sulla quale ovviamente ci interrogheremo non solo come Italian Film Commission, ma anche con i produttori e i soggetti che più volte hanno richiesto questo tipo di semplificazione di accesso al finanziamento, anche rispetto ai modelli, ai codici linguistici dei bandi, eccetera, e su cui, come ricordava Mustilli, si sta facendo un lavoro associativo importante e rispetto anche al quale la Regione Sardegna ha già avviato qualche anno fa un principio di allineamento, per esempio alla struttura degli allegati presenti nei fondi del Ministero, quindi atti, diciamo, tutti principi di armonizzazione che sono atti a semplificare il lavoro di chi poi deve fare la richiesta dei fondi. Diamo anche il saluto di Fabio Bagnato, che ci ha dovuto lasciare per l'Emilia Romagna Film Commission, che avevamo invitato per raccontarci come, e lo rinviteremo ovviamente, come sono riusciti loro a normare la possibilità di finanziamenti pluriennali, per esempio, che hanno fatto la grandissima differenza rispetto all'organizzazione dei festival, la capacità di fare una pianificazione pluriennale anche sulla formazione. E su questo punto io però vedo ancora collegate, e chiederei ad Anna Olivucci delle Marche di intervenire, tutte le esperienze che derivano da regioni che hanno per esempio avuto da subito una fortissima vocazione turistica e cineturistica, abbinata ad una consapevolezza diciamo, della necessità di attivare dei processi di formazione legati alle maestranze, al territorio, e in qualche modo anche farsi portatori, come nel caso dell'animazione nelle Marche, di veri e propri accompagnamenti dei talenti in processi di visibilità nazionale e internazionale. Penso, e la salutiamo, al caso di Simone Massi, che è stato citato più volte nei contesti internazionali come uno degli animatori italiani più conosciuti. È collegata con noi, e la salutiamo, anche Anna Sofì, presidente di Cartoon Italia, e Cristian Jezic, vicepresidente di Cartoon Italia. Ecco, Anna Olivucci, le Marche, che esperienza avete voi dal punto di vista normativo? E farei preparare, così glielo anticipo già, anche la Valle d'Aosta, qui rappresentata dalla straordinaria Alessandra Miletto, che della politica di formazione delle maestranze e dei professionisti locali ha fatto uno dei punti di investimento dei finanziamenti regionali in Valle d'Aosta. Nevina, scusami, prima, perdonate, un flash proprio solo per una precisazione prima di andare avanti, prendendo spunto da quanto è stato detto sia da Paolo Vidali che da Stefania Ippoliti. Io direi che il messaggio per cui una legge cinema, insomma, sull'audiovisivo, addirittura nel caso di Stefania dice può anche non esserci se poi si gettano altrove in altri modi gli strumenti giusti. Nel caso di Paolo, in due parole, la lezione è che sia flessibile. Io farei solo una precisazione metodologica, cioè noi qui parliamo abbiamo parlato all'inizio di revisione della legge, in realtà il lavoro è, diciamo, forse meglio definirlo revisione della normativa, il che potrà voler dire magari fare solo dei ritocchi alla legge per renderla non errata laddove si è ha voluto essere troppo specifica all'epoca, e quindi oggi dice delle cose proprio che non si possono più dire. Per esempio fa ancora riferimento a una legge che è stata abrogata, che è la legge nazionale vecchia, e così via altre. Ma diciamo nel suo complesso vuol dire piuttosto rivedere quella e rivedere ciò che ci gira intorno, cioè gli strumenti operativi, i regolamenti, le linee guida, eccetera. Io direi che questo tipo di pensiero è sicuramente condiviso, credo di parlare per me, ma anche insomma un po' dal gruppo di lavoro, Nevina e tutto il team, e non c'è assolutamente l'intenzione di creare né un mostrum che poi pretenda di essere omnicomprensivo o troppo dettagliato, né pensando che rivedere solo quel pezzo le cose possano funzionare. Quindi, e poi da questo punto di vista, quindi invito pure chi interverrà adesso in avanti a non come già hanno fatto Paola e Stefania, cioè a tenere presente che il centro non è la legge, è il sistema come funziona in ogni regione, e poi ognuno lo ha costruito con mattoni
Ma sì, poi diciamolo, abbiamo anche la fortuna di avere alcuna esperienza nel territorio. Prima Stefania, per esempio, faceva riferimento alla necessità di potenziare le opportunità per la scrittura. Noi abbiamo il premio Solinas in Sardegna, che non è cosa da poco, vedo collegata anche Anna Maria Granatello. Cioè, voglio dire, abbiamo già delle ancore forti sulle quali lavorare e sulle quali appunto possiamo diventare traino, magari proprio per il sistema nazionale. Ma di questo parleremo tra poco. Io, se siete d'accordo... Nevina, suggerivo solo, come tu hai già fatto, di leggere a tutti anche le chat, perché ci sono testimonianze interessanti, e a tutti di scrivere, quindi usate la chat per portare testimonianze anche mentre lavoriamo. Sì, poi è chiaro che ecco, questa nostra overview attraverso quelli che noi chiamiamo gli araldi del territorio, dei territori regionali, è intenzionalmente una sorta di grande riscaldamento, no? Stiamo facendo una sorta di viaggio a volo d'uccello sull'Italia per capire anche, come dire, direttamente dalla voce di chi nel territorio vive le contraddizioni e cerca continuamente strumenti risolutivi perché le contraddizioni vengano trasformate in opportunità. Noi Film Commissioner veniamo spesso definiti dei pronto soccorsi dell'audiovisivo nel territorio, ma in realtà ci piace pensare che siamo dei problem solver, cioè che andiamo a cercare pragmaticamente delle soluzioni. Quindi in alcuni casi queste sono, come per esempio appunto mi è arrivato il saluto della Puglia Film Commission, delle grandissime cordate internazionali di finanziamenti europei, di partecipazione ai fondi trasversali, dagli interreg ai fondi diciamo di portata pluriennale che nascono da altre fonti diverse da quelle regionali, ma appunto passerei la parola alle Marche e alla Valle d'Aosta, che hanno evidentemente dimensioni territoriali molto diverse dalle 320 richieste quotidiane di filmare il Colosseo che Cristina Priarone e Tina Bianchi devono gestire, ma che hanno fatto nei loro territori apparentemente piccoli e marginali dei piccoli miracoli normativi. Anna, passo per prima la parola a te dalle Marche. Grazie Nevina, innanzitutto vi ringrazio, questa è un'occasione veramente bella e mi complimento molto con voi per questa partenza così piena e partecipata. D'altra parte la Sardegna è nota, diciamo, anche attraverso proprio la personalità di Nevina per la forza e la determinazione nel rendere possibili cose difficili. Quindi questa storia dell'Araldo mi piace molto, infatti credo che me la segnerò gli Araldi della situazione regionale. Anche la nostra regione regionale è del 2009, quindi ha 12 anni e saremo ben presto anche noi nella condizione vostra, e concordo totalmente con quanto detto in precedenza, non ultimo da Marcello, cioè forse è meglio dedicarsi agli strumenti attuativi e decreti attuativi che non ritoccare laddove al di là di casi clamorosi di riferimenti a leggi non più esistenti eccetera. Per quanto mi riguarda volevo porre l'accento su una cosa. Innanzitutto vi comunico ufficialmente in questa sede che io sono stata licenziata 2 giorni fa per presunto raggiungimento di limiti di età. E quindi vorrei, sì, ho anche impugnato questa cosa, comunque vorrei parlare a titolo personale in questo momento, proprio come araldo di questa storia da molti anni, da una trentina d'anni, e perché l'anzianità, se non altro, seppure non sufficientemente raggiunta da licenziarmi, mi consente di ricordare cosa sono stati in questi anni le Film Commission e che cosa abbiamo fatto in questo lavoro. Quindi non lo dico a nome della Film Commission, che non posso fare, ma lo dico a nome di me che ho lavorato in questo per tanti anni, e vorrei ricordarvi che le Film Commission non solo sono arrivate a creare dei sistemi, delle filiere, laddove non si parlava nemmeno di filiere qualche anno fa. Quindi sono arrivate a creare dei sistemi che dovrebbero agire coerentemente e omogeneamente, integrando tutti i settori, e questa chiamata che avete fatto oggi lo dimostra. Noi all'inizio della pandemia facemmo esattamente una cosa di questo tipo, ma molto meno strutturata della vostra, cioè una chiamata di tutti i settori, settore per settore, per sentire criticità e esigenze e poter fornire alla regione, che poi se ne importasse o meno, questo è un altro fatto, poter fornire alle regioni i risultati di questa indagine che era per noi di fondamentale importanza. Attraverso questa strutturazione che è andata avanti per molti anni, questo servizio sul territorio così attento, noi siamo arrivati a non solo a creare questa struttura
di servizio e di supporto e di incoraggiamento, ma siamo arrivati a creare dei nuovi linguaggi. Cioè vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che se una volta le produzioni venivano a girare meramente per questioni di fondi regionali, ora in 10-15 anni di questa cosa, noi abbiamo sviluppato quella che io ho amato chiamare un nuovo neorealismo, cioè abbiamo sviluppato un'importanza della location tale da influenzare il linguaggio e la scrittura. Cioè ora non è più così meccanico come certi film ci dicevano in maniera anche un po' ironica, cioè tu mi dai i soldi e io ti parlo della tua regione. Questa dimensione non funziona, era semplicistica e poteva funzionare solo all'inizio, ora non funziona più e c'è una maggiore articolazione dei contenuti e molto volentieri vedo che le produzioni stesse hanno capito e hanno fatto uscire fuori dai territori la capacità narrativa dei territori stessi, che è quella che dà autenticità al racconto e che è quella che aumenta il successo e la capacità di successo di un film. Se no non esiste nessun cineturismo, nessun film produce automaticamente turismo, questa è una balla e non ci crede più nessuno, solamente se si mette insieme una strategia coerente di stakeholder, innanzitutto di amministrativi del territorio e anche stakeholder privati, si può dare ad un film un valore, una valenza, una ricaduta effettiva, se no parliamo solamente di un indotto diretto, va bene? Cioè ci sono maestranze, fornitori, che per carità è tutta roba che funziona, ma non è un lavorare sull'immagine e non è una promozione dell'immagine. Quindi siamo arrivati a creare un nuovo linguaggio e questo non mi sembra poco, vorrei che qualcuno prima o poi lo riconoscesse, magari ci scrivesse un saggio, hai visto mai? E siamo arrivati anche a una cosa di cui sono personalmente molto orgogliosa per averci lavorato direttamente, che è quella famosa legge intorno alla quale adesso tutti parliamo, cioè quell'articolo 4 non sarebbe accaduto, non sarebbe successo se non con la forza e la presidenza di Stefania Ippoliti e con il lavoro di tutti quelli, e io sono stata orgogliosa di averci lavorato, che hanno lavorato di fino sulla singola parola, e ogni volta che leggo le parole dell'articolo 4 mi ricordo quanto è stato faticoso far passare una parola piuttosto che un'altra. Ecco, bravo Marcello, vedo che anche la famosa questione della gratuità che ci ha solo rallentato l'approvazione dei decreti attuativi di un anno, ricorderemo, è stata un problema. Forniscono e possono fornire, cioè noi siamo stati una mattina con tutte le regioni, io ricordo un incontro a Roma, qui veramente sudavo ben oltre la gradazione meteorologica del giorno, per riuscire a strappare un possono invece che fanno. Adesso mi perdonerete, ho cercato di epurare tutto ciò dall'amarezza e di lasciare solamente il valore grosso invece di questa cosa, che al di là di me, questa è una giornata dedicata a voi, al cinema e alle Film Commission, e il valore di tutto questo lavoro è assolutamente innegabile. Penso che addirittura anche chi si ostina a negarlo lo sta testimoniando come innegabile, ma vedo che la maggior parte delle regioni ne ha compreso la forza, o per il verso del turismo o per il verso della promozione, e la Sardegna è assolutamente, come dire, un faro nella notte per alcune tematiche come l'animazione, alla quale ci siamo ispirati pur non essendo riusciti ad arrivare dove avremmo voluto e potuto, e per il green, che è un'altra delle cose alle quali avremmo voluto arrivare. Insomma, ecco, io non voglio rubarvi altro tempo, soprattutto in questa dimensione, però sono contenta di esserci stata e di aver parlato con voi e, come dire, questa rimane comunque la mia direzione, il mio interesse, la mia professione, non solo il mio lavoro da congedo o meno. Intanto grazie del colpo di scena, Anna, siamo già a 2, oggi dobbiamo tenere anche un po' di ironia, perché come dire, in diretta vediamo la vulnerabilità non solo delle istituzioni, ma anche la vulnerabilità della tempistica, no? Auspicavamo tutti a diventare almeno pluriennali come Emilia Romagna e Puglia, e tu ci hai dato in diretta la conferma che siamo sempre in un carpe diem forte, e quindi a maggior ragione
devo dire... Siamo uniti e siamo una forza reale, lo siamo nei fatti, bisogna solo riconoscersi in questo. Assolutamente, spero che anche questa solidarietà di testimonianza che sta emergendo rispetto alla, diciamo, alla fotografia delle realtà regionali, e davvero passo la parola mai con maggiore continuità ad Alessandra Miletto, che come dire, in piena risposta alla circolarità dei corsi e ricorsi della storia ha vissuto in una regione dove per esempio il fondo ha tardato diciamo, ad arrivare, ma di fatto sono state risolte anche con non poche fatiche, fortissime criticità, però rivelando invece che il lavoro di semina, che all'inizio veniva forse poco riconosciuto anche dal punto di vista normativo, ha dato i suoi frutti. Sono convinta, Anna, che l'associazione da questo punto di vista sia non solo una fondamentale strumento di terapia di gruppo e di confronto sugli aspetti amministrativi e le risoluzioni sulle difficoltà logistiche di assistenza, ma sia da questo punto di vista un buon esempio anche di, appunto, di solidarietà di lavoratori. Ti lascio, volevo solo dire che al di là della raggiunti i limiti di età, io sono assolutamente in perfette condizioni mentali e quindi per qualunque cosa sono... Lo sappiamo, e tra l'altro alla faccia degli obiettivi delle Nazioni Unite che parlano di inclusione e di, appunto, abolizione delle discriminazioni, ma questo è un argomento che affronteremo presto. Passerei la parola non semplice a Alessandra Miletto per una breve sua testimonianza e poi ridò, giuro, il tavolo a Marcello e il passaggio alla seconda fase. Sì, ciao, grazie Nevina. Anna, adesso poi mi riprendo come dire, dallo shock e poi ci sentiamo in un'altra sede. Intanto cercherò di essere velocissima perché il tempo è corso, con degli interventi davvero molto interessanti di cui ringrazio tutti. E tu mi hai chiamato in causa, sì, adesso abbiamo citato queste nostre, come dire, passate disavventure che per fortuna sono oramai un lontano ricordo, che però mettono, come dire, in risalto come effettivamente le film commission siano tutte un po' sottoposte a queste variazioni anche della politica locale alla quale tutti siamo, di cui tutti siamo referenti, e quindi a seconda del livello di comprensione da parte della politica di qual è il nostro lavoro e di come viene svolto, e alla luce dell'interpretazione che la parte politica dà del come dovrebbe essere svolto, possono a volte crearsi, come dire, delle fratture che poi per fortuna si ricompongono. E insomma, diciamo che questo è un periodo in cui il nostro interlocutore e diretto finanziatore, nonché unico finanziatore, cioè la Regione Autonoma Valle d'Aosta, appunto è un momento in cui c'è un ascolto, un'apertura che, come dire, che viviamo con una certa serenità. Ecco. Noi abbiamo una legge che risale al 2011, che è l'anno della fondazione, dell'istituzione della Film Commission, e che è stata scritta proprio a quello scopo, naturalmente poi cercando di creare uno strumento che semplicemente riconoscesse il valore dell'audiovisivo sia in termini culturali che di promozione del territorio e che come dire, ulteriore elemento di sviluppo anche economico. Per quello che riguarda, diciamo, gli aspetti più legati a una lettura, a un aspetto culturale della legge, devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro, perché la legge è stata scritta in collaborazione con coloro che avevano fatto sì che nascesse la Film Commission della Valle d'Aosta, e cioè Luciano Varesone e Carlo Chatrian, che sono stati i diretti interlocutori per tutto il periodo anche della creazione di questo progetto, e che sono stati
rispettivamente presidente e direttore prima di me della Film Commission. Quindi diciamo che la legge è un buon cappello sotto il quale noi ci muoviamo. Ovviamente è una legge che oramai è un po' datata e che se presenta, anzi tolgo il se, che presenta delle criticità soprattutto in quello che diceva prima Paolo, con cui sono assolutamente d'accordo, nel senso che diventa talmente specifica su determinati aspetti, soprattutto legati diciamo degli aspetti economici legati al fondo, quindi alle percentuali di intensità del contributo, elementi di questo tipo che come dire, per noi costituiscono a questo punto un problema anche sull'apertura di alcune misure di sostegno, come per esempio il bando sviluppo, che non siamo più riusciti a riaprire dopo che insieme proprio a Marcello Mustilli nel 2018 lo abbiamo riscritto e abbiamo contestualmente riscritto l'intero regolamento della Film Commission alla luce della neonata legge Franceschini all'epoca, quindi abbiamo cercato di adattare il nostro regolamento alla nuova normativa ed è quello che bisognerebbe fare, cioè avere una legge che sia uno strumento, che sia quasi una cornice il più possibile semplificata, che detti le linee guida e poi sono i regolamenti anche interni alla Film Commission, quelli che regolano per esempio il bando, scusate, il regolamento del nostro Film Fund, che poi vengono modificati di volta in volta, sono modificabili in maniera molto flessibile, perché il nostro è un fondo che è interamente gestito da noi, quindi la modifica richiede veramente solo l'intervento del Consiglio di amministrazione, in cui è rappresentata l'amministrazione regionale. Quindi c'è una totale collaborazione sempre in essere ed effettivamente questo sarebbe, come dire, lo strumento ideale. La legge a questo punto in effetti necessita di alcune modifiche, necessita la riscrittura veramente di alcuni articoli, addirittura probabilmente l'eliminazione di altri. È un lavoro a questo punto che va fatto con la Regione e con i suoi uffici legali, posto che abbiamo appurato che in questo momento la volontà c'è da parte dell'amministrazione di mettere mano a questo processo. Io sono ritornata a dirigere la Film Commission nel 2017 dopo un allontanamento di 2 anni e mezzo più o meno e da allora ho cambiato 5 assessori di riferimento, quindi tutte le volte bisogna ricominciare da capo un discorso che non è proprio così immediato né da recepire né da mettere in atto su questa modifica della legge. Adesso insomma speriamo di riuscire a portarlo a termine con l'attuale amministrazione e l'attuale legislatura. Noi ricadiamo sotto 2 assessorati diversi. Ciò che semplifica forse il processo di cui vi parlavo prima è anche il fatto che in questo momento i 2 assessorati sono accorpati in un unico, che sono la cultura e il turismo. Il nostro CDA quindi è composto per legge, e credo che sia anche tutto sommato una buona norma, il nostro CDA è composto dal coordinatore più alto in grado del turismo, quindi dal dirigente più alto in grado e dal coordinatore più alto in grado della cultura, che nella fattispecie è il sovrintendente ai beni artistici e culturali. Quindi fra alti e bassi, perché comunque bisogna coniugare la mole di impegni che questi due rappresentanti
hanno, insomma, anche portarli all'interno della discussione del lavoro che facciamo, però ecco, comunque è un buon riferimento. Per noi, come diceva Stefania, è importantissimo mantenere il riferimento con il valore culturale legato all'audiovisivo. E quindi di leggerlo come industria culturale. È un discorso che bisogna spesso riprendere con i nostri interlocutori politici amministrativi, soprattutto ribadendo spesso con loro e con chi forse con chi più è legato all'assessorato al turismo, sull'interpretazione che loro danno di concetto di promozione territoriale, perché ci siamo capitati tutti, concetto di promozione, soprattutto per chi in regione si occupa di turismo, è quello di restituire a volte un paesaggio cartolina, una certa lettura del territorio, un'immagine molto positiva e molto solare, cosa che poi di fatto non è, nel senso che noi decliniamo il concetto di promozione territoriale in 1000 altri modi, che sono anche quello della, come dire, della crescita professionale, delle ricadute economiche, esatto. Insomma è tutto molto, molto interconnesso, e questo è un po' un concetto che bisogna spesso ribadire. Siamo forti del fatto, come dicevo prima, che il fondo è interamente gestito da noi, e quindi anche e non deriva da fondi POR-FESR, deriva proprio solo dal finanziamento diretto della regione. Okay. Adesso chiudo, Nevina. E quindi anche il nostro comitato di valutazione è del tutto interno alla Film Commission, quindi ci interfacciamo con delle persone che hanno ben chiara quanto possa essere variegata la definizione di promozione territoriale. Poi siamo una regione a statuto speciale, bilingue, in cui si parla una lingua minoritaria, quindi come per voi, credo, certo, ci sono degli elementi di premialità rispetto a questi aspetti, che però per noi sono contestuali e interconnessi con altri elementi che sono quelli di cui ho parlato prima, quindi cerchiamo di non, come dire, sostenere solo il film sull'alpinista o sul pastore, così solo perché raccontano il territorio. Il territorio si racconta in 1000 modi diversi, anche con degli aspetti non sono necessariamente così bucolici o vitaminici, se penso a un certo tipo di filmati sportivi, eccetera, c'è molto altro, e per noi quello che conta è anche il coinvolgimento e la crescita di tutto ciò che cresce e che lavora intorno alla realizzazione di un film, di un documentario, di una serie TV, di un qualunque prodotto, non mi piace il termine prodotto, insomma di qualunque forma di audiovisivo. Vi lascio fra un secondo, volevo solo ancora dire, sempre in questa lettura delle cose, quindi come aveva detto prima Nevina, dedichiamo moltissima attenzione alla formazione anche professionalizzante. Dai primissimi mesi di attività della Film Commission abbiamo cominciato a fare formazione per i professionisti, location manager, trucco e parrucco, scenografi, coinvolgendo anche proprio gli imbianchini proprio locali. Adesso stiamo per iniziare un corso legato alla fotografia, ma al quale possono partecipare dai registi agli operatori, agli elettricisti, insieme a Daniele Cipri. E questo è un focus che noi teniamo molto alto, e l'altro focus che teniamo molto alto è quello sul cortometraggio, perché è un modo per intercettare, fare crescere tutto un comparto di giovanissimi autori, giovanissimi anche, chiamiamoli un altro termine orribile, ma insomma videomaker molto giovani che sono sul territorio, che hanno quindi una grande dimestichezza con l'utilizzo della macchina da presa, ma gli manca forse un altro tipo di grammatica, e che noi cerchiamo di intercettare proprio per fargli capire che benissimo quello può essere un lavoro che anche rende
cioè ti permette di portare a casa dei soldi, quello di fare magari un tipo di lavoro più legato al commerciale o al promozionale, eccetera, ma che c'è spazio e c'è tutta una parte di propria attività che può essere invece veramente lo sviluppo della propria creatività. Quindi stiamo lavorando molto su quello, fargli capire che bene, sì, fai il filmato promozionale, ma puoi anche essere un autore contemporaneamente e incominciare a sviluppare una tua visione e una modalità di racconto. Quindi e su questo partiamo proprio dal cortometraggio e infatti saremo presenti allo Short Film Market proprio con un progetto legato a questo tipo di formazione. Ho parlato troppo? No, grazie, grazie. Mi scuso io perché vi sto facendo un po' di pressione, è chiaro che le tematiche sono tantissime. Grazie Alessandra, approfitto salutando te anche per ringraziare appunto i film commissioner che si sono collegati in diversi momenti. Vedo che è ancora collegato uno degli ultimi giovanissimi film commissioner che è Jacopo Chesta, che però è collegato per esempio al centro del corto, alla nascita anche del Torino Short Film Market che ha una partnership con l'Ombia Film Network, con realtà che anche nel nostro territorio collaborano in una dimensione macro regionale. Lo so che i tempi sono strettissimi, vi ringrazio davvero perché credo che questa overview sulle regioni a noi ha dato tantissimi stimoli, quindi con Marcello stiamo scambiandoci appunti, messaggi e riflessioni, ma intanto passo la parola a Serenella Paci che ha una serie di importantissime quesiti e interrogazioni da farci. Allora, benissimo, è stato davvero interessante, ci dispiace che i tempi siano un po' tiranni, quindi però si voleva aprire proprio con questa visione anche così di respiro, di grande competenza. Io vi propongo, perché siamo un po' avanti coi tempi, purtroppo mi è stato dato questo ruolo, di fare 2 brevi interventi che sono stati richiesti dai partecipanti e poi andiamo alla seconda sessione in cui faremo un'interazione digitale proprio sull'analisi della filiera audiovisiva in Sardegna, eccetera, e poi lasceremo altro spazio per gli interventi liberi. Ha chiesto la parola Enrica Nedda e Simone Murru. Gianluca Vassallo l'aveva chiesta e poi rinuncia in questa fase al suo intervento. Vi chiedo solo, quindi chiederei alle colleghe di aprire il microfono di Enrica Nedda. Presidente della Commissione Cultura del Comune di Cagliari, ricordiamolo, nonché fondatrice di Cinemecum e di attività di festival e di eventi di formazione anche rispetto alla critica cinematografica. Benissimo, chiedo solo tempi rapidi in modo da aprire la seconda sessione a breve. Sì, cercherò di essere brevissima. Volevo intervenire perché sono veramente emozionata per questo incontro e voglio veramente ringraziare la Film Commission, la Regione Sardegna, Polisti e tutti quanti per aver finalmente consentito un confronto aperto fra tutti noi, ma non solo fra tutti noi, finalmente un confronto aperto anche alle altre realtà. Perché ho sempre detto, insomma, partecipo a questo dibattito sulla legge cinema dagli anni 2000, ho sempre detto che la legge nostra è nata male perché non è stata preceduta da un confronto, non è stata preceduta da un'attenzione a quelle che erano già le altre realtà in Sardegna e perché no anche nel mondo. Detto questo, voglio sottolineare che secondo me l'altro punto importante, Nevina lo sa, l'altro punto importante che secondo me va portato a termine è quello di fare una verifica di quelli che sono stati i risultati di questa legge, perché non si può fare un cambiamento del sistema se non si capisce che cosa ha portato la legge precedente. Questo io lo chiedo a gran voce da tanto tempo, ma non è mai stato fatto, è un mistero, così come è un mistero il motivo per il quale solo ora arriviamo a questo tavolo. Volevo dire poi che sono molto d'accordo con il mio collega, perché anch'io sono avvocato, con l'avvocato Mustilli, sul fatto che la riflessione va fatta ovviamente non solo sulla legge ma sull'intero sistema, e al riguardo sarà senz'altro necessario rivedere non solo il ruolo ma anche lo statuto della Film Commission.
Al riguardo dico che io sono sempre stata favorevole e purtroppo non sono stata ascoltata al fatto che secondo me la Film Commission avrebbe dovuto sin dall'inizio farsi portavoce di tutti i settori del cinema, cioè gestire anche i fondi appunto per le produzioni e via di seguito. Ora ho ascoltato con molto interesse quello che ha detto Vidali sul fatto che in realtà si può pensare al fatto di dividere i due ruoli, ma quello che è importante e che forse non si è voluto capire all'inizio, che certamente la Regione Sardegna, che di cinema non ne aveva mai, non se n'era mai occupata, aveva bisogno di un organo tecnico composto da persone competenti, quindi che questi organi tecnici siano uno o siano due, e sicuramente questo è essenziale, perché i ritardi che abbiamo avuto nella legge, le varie disfunzioni, sono dovuti proprio al fatto che gli uffici regionali non erano in grado di gestire un reparto così tecnico. I risultati si sono visti, ciò nonostante si è andato avanti con questo sistema. Grazie a Dio, insomma, la direzione della Film Commission è stata comunque capace di aprirsi al mondo, ed è vero quello che è stato detto, che poi la realtà va avanti a prescindere dalla legge. La legge rimane ferma, ma la realtà per forza va avanti. Detto questo, quindi credo appunto che tutta la ristrutturazione del sistema e anche della Film Commission, se vuole aumentare il suo ruolo, debba essere assolutamente fatta. E volevo spendere solo 2 parole in finale a quello che è stato letto all'inizio dal dirigente, il dottor Renato Serra, riguardo ai recenti emendamenti che sono stati fatti dalla legge. Finalmente è stata tolta la parola coproduzione, che era veramente un assurdo, un obbrobrio giuridico, perché è evidente che un ente pubblico non può coprodurre, quindi complimenti, alleluia. La seconda è che sono anche contenta che non ci sia più quell'emendamento del quale mi avevano parlato, attraverso il quale si potevano fare la selezione diciamo dei bandi anche senza la commissione nei casi di emergenza. Ecco, io vorrei che questo sistema diventasse giusto, oggettivo, trasparente, che finalmente non vada avanti a colpi di pressioni o di interessi di parte, ma attraverso questo primo passo di confronto e poi attraverso un sistema che veramente premi chi merita di essere premiato, e che soprattutto sia nell'interesse della Sardegna, non un sistema assistenzialistico quindi, ma un sistema che favorisce anche e soprattutto chi è in grado di procurarsi i soldi anche da altre parti. Scusate, ho terminato. No, grazie, anzi, grazie per gli stimoli. Mi sembra che tu abbia lanciato. Intanto effettivamente ci sono voluti più di 8 anni perché questo momento avvenisse in maniera così strutturata, e lo ricordiamo, gli spazi di interlocuzione oggi sono ridotti, ma perché questo è il primo momento di panoramica, per cui ribadiamolo, perché tutti gli altri tavoli invece sono proprio costruiti su spazi di interlocuzione molto strutturati, quindi non vogliamo molto ricchi, costanti, continui, e per quello che all'inizio ho chiesto abbiate pazienza, perché è chiaro che magari oggi tutti vorrebbero interagire, no? In maniera più continua, però oggi è strutturato così, ma vedrete che poi i workshop sono invece con la vostra voce principalmente. Un secondo intervento breve di Simone Murru, ringraziamo Enrica. Simone Murru, apriamo il microfono e poi andiamo subito alla nostra interazione, così iniziamo a entrare un po' anche in una prima riflessione. Qualcun altro chiede di fare un intervento, io l'unica cosa che proporrei è di farlo dopo che abbiamo fatto magari l'interazione, così apriamo un'altra serie di interventi successivi. Io quindi segno Salvatore Mereu come primo intervento dopo l'interazione. Grazie. Posso parlare? Buongiorno a tutti, io sono un lavoro autonomo, faccio parte dell'associazione Movimento. Quello che non ho notato scritto in maniera forte è il tema del lavoro dentro i workshop che seguiranno l'incontro. Io faccio parte, sono un macchinista di scena, siamo in molti a lavorare fra elettricisti, macchinisti, scenografi. Sia la legge che questi titoli dei workshop mettono in risalto giustamente autori, mettono in risalto tutta una serie di figure
registi, autori che sono tantissimi in Sardegna e per fortuna, però c'è un mondo del lavoro che è quello dei tecnici, quello delle maestranze, delle truppe cinematografiche, che in alcuni momenti, o forse quasi sempre, a parte i lavori più individuali che magari sono di animazione o di filmmaker, ma neanche quelli lo sono, hanno bisogno di essere messi al centro. Come ha raccontato l'esperienza della Film Commission in Toscana, il cinema è stata un'opportunità in più per risolvere dei momenti di disoccupazione di alcuni lavoratori dei settori tessili più che dei lavoratori di falegnameria, di artigiani in genere. Sentiamo la necessità di essere messi veramente al centro, perché senza le maestranze poi siamo in Sardegna, siamo un'isola e spesso non ci sono i soldi per accedere alle maestranze che vengono dal resto dell'Italia. Su questo, grazie Simone Murru, posso dire una parola io, poi Nevina se vuoi. L'ultimo workshop mette insieme proprio formazione e tutti i lavoratori del settore che non si riconoscono appunto nei gruppi e nelle categorie precedenti, quindi assolutamente siete presenti in quel workshop. Poi nei giorni prossimi vi scriviamo per le iscrizioni a ogni workshop che si terrà a partire dalla settimana prossima, e chiediamo chiaramente a ciascuno di iscriversi ad un evento, ad un tavolo, che è quello magari che lo rappresenta, come abbiamo detto prima, maggiormente. Posso anche precisare, Serenella, solo un aspetto. Simone ha colto perfettamente: la struttura dei tavoli è legata a ciò che la legge oggi prevede come finanziabili direttamente. Quindi noi ovviamente abbiamo parlato all'inizio, tu ti sei collegato un po' dopo, abbiamo parlato di un avvio che parte dalla legge, perché di quello su quella dobbiamo immediatamente agire per appunto arginare, diciamo, gli effetti di possibile contraddizione, ma questo è anche l'avvio delle consultazioni con tutti gli stakeholder. Quindi ci saranno, per esempio, per i dipartimenti e alcune figure di lavoro molto specifiche, incontri ad hoc, che però, come dire, entrano dentro quell'altro che poi verrà verosimilmente gemmato in altri più incontri, proprio perché sappiamo che le questioni non sono solo legate alla legge in quel caso, ma ad altri elementi. Serenella, ti ridò la parola. Allora, se sei d'accordo, Nevina, chiedendo già un po' di pazienza, perché magari andiamo un po' oltre l'una, ma penso che riusciremo, vi chiedo di riconnettervi con la stessa pagina che avevate prima sulla piattaforma menti.com. Chi ci ha raggiunto nel frattempo, lo invito ad aprire o nello smartphone o in un tablet o anche nel computer una seconda pagina, di entrare su www.menti.com e quando vedete un codice inserire il codice che vi stiamo mostrando sullo schermo, 85944873. Chi era già connesso può fare un refresh o go to slide, dovrebbe vedere la stessa che vediamo noi. Allora, cosa iniziamo a fare adesso insieme? Ovviamente, come dire, approfittando del fatto che siamo tanti e che quindi vorremmo una visione che in questa fase è una visione condivisa, che poi avremo tutto il tempo di approfondire durante i tavoli, durante i nostri laboratori di coprogettazione. Andiamo velocemente su un'analisi SWOT, quindi su un'analisi strategica della filiera audiovisiva sarda, ovviamente sulle percezioni, la conoscenza e la competenza che ognuno di voi ha, e vi proponiamo noi alcune dimensioni, quindi vi chiediamo se siete d'accordo o in disaccordo che questi che vi presentiamo siano dei punti di forza della filiera audiovisiva sarda oggi. E poi andremo alle debolezze, andremo alle opportunità e alle minacce, ma sempre vi chiederemo di aggiungere dei contributi. Quindi cerchiamo di lavorare rapidamente. Avete un cursore, vi chiedo di usare la scala da 1 a 5, quindi di usarla tutta. E la prima domanda è appunto quanto sei d'accordo che questi siano dei punti di forza della filiera audiovisiva sarda, in una scala da 1 a 5. Poi andremo a chiedervi invece liberamente dei contributi su ognuno di questi punti.
Chiedo a tutti di connettersi alla piattaforma e di rispondere, di portare un contributo con lo stato attuale. Sì, adesso stiamo parlando di un'analisi strategica dello stato attuale, poi lavoreremo anche sugli obiettivi oggi e domani. Ora stiamo proprio provando a fare una fotografia in una scala da 1 a 5, quanto siete d'accordo, dal disaccordo al completamente d'accordo, che questi siano punti di forza della filiera audiovisiva sarda. E poi potrete aggiungere altri contributi, ovviamente differenti, se c'è qualcosa che non è stato già considerato. Nevina, scusami, nel frattempo che vengono compilate queste domande, forse possiamo immaginare anche un tempo di chiusura e programmare Certo. chi interviene a seguire in modo che si preparano e sfruttiamo al meglio i tempi, che ne dite? Io Assolutamente. finora ho un intervento già prenotato di Salvatore Mereu, chi vuole può Giusto? prenotarsi. Dei Film Commission c'erano altri, perché poi c'erano sempre Beh, problemi di tempistiche, alcuni guarda, hanno salutato purtroppo si sono scusandosi. collegati e sono entrati e usciti alcuni. Ho visto che si è collegato in chiusura dell'ultimo intervento anche Maurizio Gemma, a cui ho scritto perché eravamo fuori tempo massimo, e ricordo a tutti che abbiamo ovviamente chiesto anche alle associazioni di categoria nazionali e regionali di rendersi disponibili per le sessioni dei tavoli, e sto rispondendo nella chat ad alcuni quesiti. Giustamente Simone Murro ha evidenziato una inadeguatezza della, diciamo, rappresentanza della eterogeneità delle maestranze, ma lo ripeto, avevamo già immaginato di organizzare dei tavoli mirati più specifici sulle tra l'altro figure e i dipartimenti ai quali lui fa riferimenti, inclusi location manager, piuttosto che appunto le maestranze del Dipartimento di Cinematografia, che però, come sapete, non possono essere beneficiari diretti della legge, mentre le figure che sono invitate e che rappresentano in qualche modo i tavoli sono soggetti che possono direttamente, faccio le virgolette, applicare al fondo. Quindi abbiamo voluto intenzionalmente distinguerli perché, come immaginate, questo è un aspetto su cui dovremmo ragionare, perché evidentemente è oggi inadeguato. Ribadisco. Allora, lasciamo ancora qualche minuto, perché comunque per leggere, per rispondere ci vuole tempo. Mi sembra che ne abbiamo 75, vediamo se salgono ancora. Io davvero invito tutti a connettersi, a contribuire anche in questa modalità, magari non usuale. Avremo poi modo di parlare. Appunto, questa è una modalità anonima di gruppo che ci permette comunque in poco tempo di fare un ascolto importante di tutti i punti di vista di tutti voi. Mostriamo intanto questo primo risultato, quindi quali sono i punti di forza oggi della filiera audiovisiva quando siamo d'accordo su questo. Allora, direi che c'è un pieno accordo su varietà e bellezza delle location dell'isola, a seguire un 3.5 sull'originalità delle storie e dei talenti, un 3.4 sulla qualità dell'assistenza alle produzioni, 3.2 sono diversi, crescita esponenziale delle produzioni filmiche e TV nel territorio isolano, professionalità delle maestranze, opportunità regionali di finanziamento per l'audiovisivo. Un po' meno sulla qualità del sistema ricettivo, un 2.8, poi possiamo andare sulle curve per vedere come sono distribuite, chiedo alla collega, e un 2.4 sulla varietà dell'offerta formativa in materia di audiovisivo. Qui mi sembra che sia considerato meno un punto di forza. Poi su queste cose entriamo e le discutiamo negli incontri. Allo stesso modo vi chiediamo quali altri punti di forza che magari non rientrano in questi che abbiamo già evidenziato, o se volete specificare meglio alcuni aspetti. Per esempio, magari perché non siete d'accordo sul fatto che uno di questi sia un punto di forza, secondo voi ancora non lo è o non lo è per niente. Quindi aiutateci in una elaborazione invece più libera.
È chiaro che ora non leggeremo tutto, vi ripeto, andiamo un po' rapidamente, ma poi questi saranno contenuti che approfondiremo insieme durante i laboratori. Vi chiediamo anche scusa per il ritardo che inevitabilmente ci guiderà, abbiamo cercato di stare nei tempi, ma la materia, come è stato più volte ribadito, è talmente importante e l'attesa è stata talmente lunga che anche nella corsa abbiamo dovuto comunque insomma dare un po' di spazio. Possiamo iniziare anche a mostrare, Vai. così abbiamo il tempo, intanto arriveranno magari altri contributi. Quindi lingua sarda, Nevina e lo staff, la Film Bravo lo Commission, staff, supporto applauso alla della Film squadra. Commission, devo dire che noi non l'abbiamo messa Nevina, però hai visto invece l'entusiasmo, l'interconnessione tra gli attori in campo, il patrimonio identitario e culturale, il territorio cinematograficamente vergine, lavoratori instancabili e entusiasti, tessuto produttivo locale affidabile, innovazione, entità delle risorse economiche, possiamo scorrerlo. Vedi? Certo, questo elemento anche dell'aspetto climatico combinato all'unicità territoriale è sicuramente location, fondamentale, certo. Ma anche l'aspetto delle storie e della storia della Sardegna, comunque di una popolazione davvero tutta da scoprire. È molto giusto anche il tema della verginità cinematografica del nostro territorio che, come sapete, diventa un attrattore fortissimo anche in contesti audiovisivi diversi rispetto al cinema, come il videogame, no? Noi stiamo adesso, insomma, nei prossimi mesi annunceremo degli investimenti importanti su questo da parte di società che hanno scoperto che appunto in Sardegna si possono raccontare storie davvero straordinarie. Bene, grazie davvero anche di questi contributi che poi sistematizzeremo, vi restituiremo e diventeranno base di lavoro. Trasparenza nella gestione dei fondi, maestranze, Film Commission, la passione, l'internazionalità delle storie. Benissimo, andiamo alle criticità. Allora, stessa modalità, qui trovate alcune criticità già proposte e poi vi chiediamo di darne altri. Quanto siete d'accordo che queste siano aspetti ancora di debolezza della filiera audiovisiva sarda, sempre in una scala da 1 a 5? Lasciamo un momento di lettura e di riflessione. In questo caso il voto più alto vuol dire che sono più problematici questi fattori. Sì, infatti, sono pienamente d'accordo, è un 5. Per me le criticità, quella è una criticità da 5 oppure lo è solo da 1 o 2? Di lato dovremmo leggere completamente in disaccordo, completamente d'accordo. Questa effettivamente è un po' formulata come le domande dei referendum, che ha bisogno di con la essere... doppia negazione. È una doppia negazione latina. Non bisogna cascarci. Cioè, è vero? La fretta ci ha portato. No, ma probabilmente è perché... Vabbè, basta decodificarla bene. Poi tanto ci entreremo. Forse mostriamo? Iniziamo a commentare intanto che gli ultimi
Allora, abbiamo un 4-1 sulla qualità del sistema dei trasporti, quindi una criticità su cui mi sembra, anche vedendo la curva, che c'è abbastanza condivisione. Poi andiamo all'investimento privato nell'audiovisivo, anche questo è un punto di debolezza. Disponibilità di servizi e attrezzature cine-televisive sull'isola, c'è un po' più di distribuzione della curva, anche se c'è un 3.7. Un 3.4, la disponibilità alla creazione di reti, anche su questo forse le esperienze sono diversificate. Un 3.3, diffusione del sistema ricettivo nel territorio regionale, anche qui esperienze diversificate. Numerosità e varietà delle maestranze, un 3.2. 3.1, ancora un 3.1, gli strumenti di finanziamento pubblico per l'audiovisivo. Queste curve sono un po' spalmate, quindi non so se, Marcello, c'è stato un po' il dubbio che dicevamo tra l'uno completamente in disaccordo, che siano criticità, oppure completamente d'accordo, poi ce lo direte. E infine la qualità dell'assistenza alle produzioni, che per molti pare non sia una criticità. Meno male, aggiungiamo. Eccolo, ci conforta quindi, ci conforta Nevina, questo risultato. Sì. Bene, grazie. Vi chiediamo di integrare, quindi come prima, quali sono altre criticità che ci volete segnalare, anche più puntuali, più precise, oppure anche, come dire, aiutarci a capire perché per alcuni non sono criticità. Anche qui potremo già mostrarle, Nevina, così tagliamo un po' i tempi e iniziamo a leggere qualche contributo. Quindi mancanza di servizi alla post-produzione, protezionismo, serve più apertura, carenza di vera formazione specialistica certificata, totale incertezza sulle date di uscita dei bandi e le risposte da parte della Regione. Su questo oggi i collegamenti col resto d'Italia e Europa, quindi trasporti, conflitto di interesse degli autori della legge, finanziamenti ex bando, incertezza dell'uscita dei bandi, troppe poche opportunità formative. Ci sono anche dei suggerimenti interessanti, sono criticità sulle quali si può ovviamente lavorare anche coinvolgendo altri soggetti, no? C'è un richiamo non solo alla tempistica, ma anche agli enti locali, anche ad elementi, diciamo, alcune sono criticità che addirittura risiedono nei decreti attuativi del bando ed è utile averli già, della legge è utile averli già elencati, però c'è un elemento che per esempio riguarda criticità anche a livello nazionale, no? Le criticità dell'erogazione dei fondi ministeriali rispetto alle tempistiche, per esempio, sono ai noi terreno sul quale ci si confronta anche a livello nazionale. Anche questo tema delle competenze linguistiche richiamato più volte, quindi la difficoltà di interagire con le produzioni. L'inaccessibilità di parte del territorio nelle stagioni invernali, questo è corretto, e poi un invito, questo credo che sia condividibile davvero. Nevina, anche il ritardo nel far sapere degli eventi, quello ce lo prendiamo tutto. Quello è proprio, siamo bravi, però siccome c'è stato Porter con la Great Train Robbery, è parte del cinema che programma molto, però nella comunicazione arriva molto sottodata, questo lo sappiamo bene. E anche i costi di produzione, questo è un elemento importante, già prima era emerso questa riflessione in altre regioni, è chiaro che bisogna abbattere degli svantaggi legati alla posizione geografica, al distanziamento. Il tema dei giovani è un tema che abbiamo affrontato anche a Roma
in assemblea, perché sicuramente sia dal punto di vista produttivo che dal punto di vista creativo qualche incentivo, Marcello l'ha citato rispetto alla necessità di amplificare gli investimenti sullo sviluppo, per esempio, vincolandoli anche ad investimento sullo sviluppo per i più giovani o i neofiti alla professione. Questo può essere molto interessante, Nevina, anche questo discorso del coinvolgimento della filiera turistica, diciamo così, no? Quindi strutture ricettive, ristoranti, anche su questo si può lavorare. Bene, grazie, perché davvero ci sono tantissimi contributi, li vedremo poi nel proseguo. Passerei alla prossima, tanto poi, ripeto, questo è un contributo che utilizzeremo. Rapidamente, stesso lavoro sulle opportunità e sulle minacce. Quanto siete d'accordo, da 1 a 5, che queste rappresentino delle opportunità per la filiera audiovisiva sarda, quindi opportunità intese come fattori esterni al nostro contesto regionale, ma che possono, come dire, favorire lo sviluppo della filiera? Mostriamo, direi, ci facciamo già un'idea. C'è un quesito legato alla domanda se queste sono le opportunità del futuro. Allora, nel concetto di opportunità, nelle SWOT c'è esterno, cioè un fattore esterno su cui noi non abbiamo leve, quindi esterno al territorio regionale e anche con un'idea di futuro, mentre forse criticità sono i fattori oggi interni, opportunità e minacce sono i fattori esterni, no? Quindi qualcosa che ci arriva dal livello nazionale o internazionale nel prossimo futuro, ecco. Sì. Credo che anche l'orientamento delle domande ovviamente, come dire, dia già, vediamo che abbiamo in assoluto una altissima aspettativa rispetto al PNRR, ai che svetta, no? 4,5. della nuova, certo. Però mi sembra che poi vadano abbastanza di pari passo, no? Sì, l'accesso ai festival, guarda l'ultima. L'accesso ai festival, esatto, poi... altissimo tra l'altro, un punteggio molto alto. Vedi, su questo ci siamo, invece c'è poca credibilità rispetto agli obblighi delle quote, perché forse è un tema che va ancora approfondito. Dici 2 parole magari su questo. Come sapete, questo è un momento nel quale si stanno decidendo di fatto i regolamenti di vincolo per la messa in onda dei contenuti nei singoli territori da parte soprattutto degli over the top, quindi i vari Netflix, Amazon, Disney Plus, eccetera. Ed è un momento in cui si stanno definendo questi vincoli che vanno ovviamente a trasformare secondo determinate caratteristiche che riguarderanno poi la produzione nazionale, gli obblighi di prodotto realizzato nel territorio in cui l'over the top vuole fare la messa in onda. Quindi, per intenderci, se un giorno vige quanto è stato proposto dall'Italia, cioè che la soglia di percentuale minima per un over the top come Netflix per organizzare il palinsesto italiano dovrà garantire il 25% di prodotto messo nel palinsesto
palinsesto che sia di produzione italiana, quindi questo cambierà ovviamente la capacità di fare investimento nel territorio. Questa è una questione che è stata affrontata a muso duro soprattutto da alcuni comparti, penso a quello dell'animazione, che non ha avuto ancora una posizione, diciamo, di protezione, di tutela dichiarata, e su cui ovviamente ne va della possibilità stessa di mantenere come giocatori attivi e potenziali investitori gli over the top nei singoli territori nazionali, perché laddove le quote generassero delle richieste troppo alte, gli over the top se ne vanno, o al contrario, se non si creano strumenti di tutela e di protezione di alcune categorie, il rischio è che le produzioni, per esempio di live action generaliste, la facciano da padrone e non consentano di fare invece investimenti su segmenti produttivi che magari hanno lavorazioni più lunghe come quella dell'animazione, ma che sono spesso delle straordinarie opportunità di racconto per le fasce più deboli o quelle meno rappresentate. Bene. Quindi è una questione aperta nell'industria e insomma su cui si sta lavorando molto a livello europeo. Domanda aperta come sempre, quindi portateci un contributo. Quali altre opportunità, ricordiamoci, sono fattori esterni al territorio che potrebbero però facilitare lo sviluppo, il miglioramento, la crescita della filiera audiovisiva in Sardegna? Se siamo stati esaustivi con le prime, altrimenti potete integrare qualcosa. Ricordiamolo che oggi sono ovviamente, le voci sono molto eterogenee, riguardano, come abbiamo detto dall'inizio, insomma una visione d'insieme che assembla le anime della filiera le più eterogenee, no? Quindi è evidente che su alcuni segmenti magari chi si occupa direttamente di produzione ha anche diciamo, ha accesso a strumenti di informazione diversi rispetto a chi magari opera più direttamente su segmenti legati esclusivamente alla produzione, però magari appunto dal punto di vista delle maestranze. No, vai Nevina, dicevo solo a Manuela di mostrare, così abbiamo anche questi contributi. Un Erasmus delle maestranze, corsi di formazione con esperienza. L'Erasmus delle maestranze è un'ottima proposta e ci stiamo lavorando tra l'altro con un partner che purtroppo è uscito dall'Europa, che è il Film London, ma abbiamo lavorato per 2 anni e mezzo per fare un Erasmus delle maestranze Sardegna-Londra e stiamo trovando formule alternative anche con il supporto del British Council e speriamo di potervi dare entro l'inizio del 2022 qualche buona notizia, perché ricorderete che l'Europa aveva un progetto che era il progetto Leonardo legato allo scambio di professionisti, che però appunto rispetto a Londra per esempio è adesso molto molto difficile. Dico Londra perché abbiamo una partnership pluriennale con Film London, analogamente alla Puglia e ad altri partner europei. Bene, grazie anche di questo, perdonatemi se vado avanti, poi avremo modo di leggere tutto nel report che vi invieremo. Moltissimi elementi di riflessione anche su quello. Sì, molti. Alla Grazie prossima. davvero dei contributi, anche se appunto li chiediamo un po'. Stessa cosa con l'ultimo aspetto, quindi siamo sempre sui fattori esterni. Che cosa nei prossimi anni potrebbe rappresentare una minaccia, quindi un fattore esterno che arriva dal territorio oltre regione e che in qualche modo potrebbe ostacolare appunto rappresentare una minaccia per la crescita e lo sviluppo della filiera. Ne abbiamo proposte alcune e poi chiediamo contributi aperti. Poi ancora qualche domanda sugli obiettivi, anche legati più alla norma, e poi appunto riprendiamo con gli ultimi interventi. Io ne ho 2 prenotati, quindi chi volesse prenotare un intervento.
c'è anche utile questa verifica sulle tempistiche, perché avevamo il sospetto che ritornare alle 6 ore e mezzo dei tavoli sulla Agenda 2030 fosse un po' ardito, ma è evidente che l'incontro con tutti gli attori della filiera ha bisogno di un tempo esecutivo più lungo, quindi ci state anche pragmaticamente aiutando a pensare delle piccole variazioni o integrazioni Bene, di Vina, erano calendario. 4, adesso sono rimaste così un trauma per tutti. Ma erano 4, ma sembravano 6 e mezzo, perché poi ci sì, trascinavamo nelle chat e nelle telefonate post Esatto. riunioni, come spero Si accadrà proseguì. oggi in senso propositivo. Allora, la penultima si intende come mancanza. Sì. Quanto sei d'accordo che sia un ostacolo la disponibilità alla creazione delle reti, cioè essere disponibili. La penultima, la consistenza, consistenza e e continuità dell'investimento pubblico sulla filiera, che magari arriva dall'esterno, quindi stiamo parlando anche di fondi appunto nazionali, europei, ok? Quanto sei d'accordo che sia un ostacolo? Quindi 1 è sono in disaccordo, non è un ostacolo, 5 è pienamente d'accordo. Intanto appunto è entrato e uscito nella chiamata Maurizio Gemma, nostro referente della Campania Film Commission, che avevamo invitato perché avete visto un ritorno straordinario nella scena internazionale e nazionale della Campania, ovviamente legato alla riformulazione del fondo e della legge, ma lo rinviteremo, gli ho chiesto già disponibilità Per il altri. 13 magari. Per il 13 e perfetto. lo stesso ragionamento con la Puglia Film Commission, qualcuno mi chiedeva prima, Marco Benoni chiedeva prima come mai il Piemonte e Apulia non fossero presenti, ma perché abbiamo anche a loro dato comunicazione, conferma dell'appuntamento del 3 piuttosto tardivamente, e quindi alcuni hanno in corso degli avvenimenti, degli eventi nel territorio, ma li recupereremo tutti, non vi preoccupate. Vediamo i risultati degli ostacoli, delle minacce. Allora, le tempistiche dei contributi e degli investimenti sono sicuramente riconosciuti come una minaccia. Disponibilità alla creazione di reti e forza competitiva dei concorrenti stranieri, sì, ma non così alta. Abbiamo curve. Però è interessante che il percepito sia che è più pericolosa la competizione che arriva dalle regioni, diciamo, europee, come dire, estere, e non da quelle italiane. Questo è un punto di forza, secondo me, perché se riusciamo a superare quella fase di competizione interna che Paolo Vidali ha con grande chiarezza ribadito, ma che secondo molti di noi invece diventa una forza cooperativa e non competitiva, allora lì possiamo fare una serie di riflessioni anche da un punto di vista normativo, no? Per modificare gli strumenti a disposizione. Quindi se c'è qualche altro contributo che volete darci, siamo sempre sulle minacce, fattori negativi esterni che potrebbero arrivare in futuro e appunto influire negativamente sul lavoro della crescita della filiera, dello sviluppo della filiera. Quindi andiamo alla domanda successiva. Io intanto tengo nota delle richieste di domande o di interventi. Quindi quali altri ostacoli, quali altri fattori esterni negativi potrebbero sopraggiungere? Se ce ne sono degli altri. E poi pochi minuti sulle ultime domande che sono molto, molto importanti per noi. Possiamo già mostrare questo. Quindi fattori esterni negativi. Invasione aliena mi sembra una cosa... Questa diventerà la nostra maglietta. Vabbè, dopo questi ultimi 2 anni, Nevina, perché no? Secondo me è la fine del mondo. Si vede che siamo in un contesto creativo, ecco perché siamo un'industria creativa, perché riusciamo anche a spiegarci le cose con grande ironia, e di questo ovviamente daremo anche riscontro scritto. Quindi la virtualizzazione del set, questione centralissima, molto dibattuta non solo tra le film commission ma anche tra le film agencies. Sappiate che ne stiamo parlando con grande preoccupazione, è una giustissima nota. Corriamo appena, le vediamo. Corriamo, sì. Tanto questi saranno tutti gli spunti di riflessione, esatto, anche per la composizione. Per i laboratori li possiamo scorrere.
Chiedo a Manuela, che ha complicazioni burocratiche, il coronavirus, oltre alla fine del mondo e gli alieni, questa è una priorità. Sì, anche chiaramente la questione dell'accesso all'isola e dentro l'isola è un problema reale, più esplicitato qui anche rispetto alle stagioni. Assenza di formazione corretta. Ok. Grazie davvero anche per questi altri contributi che poi vedremo con attenzione e vi restituiremo. Le ultime domande, Nevina, le ultime domande guardano insomma già la legge. Questa prima vi chiede un po' di mettere in ordine, proprio in un ordine da 1 a 7, quindi leggeteli attentamente, poi ordinateli secondo le vostre priorità. Su quali temi ritieni prioritario apportare degli aggiornamenti, delle modifiche alla legge? E trovate le finalità, gli interventi a favore della produzione, gli interventi a favore della scrittura e dello sviluppo, gli interventi per le opere di interesse regionale, gli interventi per la conservazione e diffusione nel territorio, la diffusione dell'esercizio cinematografico in Sardegna e gli interventi per la formazione e la ricerca. Quali secondo voi sono le parti, i temi della legge che hanno bisogno di una maggior revisione? È chiaro che una domanda da 100 punti potreste rispondere, però andiamo per gradi. Iniziamo a aggredire la complessità e poi... Sì, qui forse è bene precisare che questo linguaggio deriva direttamente dal testo di legge, no? Quindi questo precisiamolo. Viene proprio dalla composizione, anche diciamo dal codice linguistico della legge 15. Quindi abbiamo voluto in qualche modo restituire uno spazio alle definizioni che oggi la legge isolana prevede, anche per facilitare, diciamo, una riconoscibilità delle aree che possono essere considerate più vulnerabili. Ancora un attimo di tempo per leggere. E questa è un po' più tosta. Sì, lasciamo un momento, poi ne abbiamo alcune sugli obiettivi e ritorniamo in plenaria. Vi ringraziamo per la pazienza di continuare a seguirci, in più di 100. Se non riuscite a rispondere, provate a fare, se non vedete proprio la domanda, provate a fare scroll, a riattivarla. Sì, oppure mettetela anche in chat, che se magari il dispositivo si blocca per qualche motivo, potete anche, solo che a quel punto leggiamo la vostra risposta, quindi smette di essere anonima. Per cui non lo so. È Irma infatti che chiede, perché qui è diverso, dovete proprio affidare un 1, 2, 3, 4, una scala di priorità a ognuna delle risposte. Si apre Quindi come un menu a finché non tendina. rispondete a tutte e 7, non date una, diciamo, priorità a ciascuna, non si sblocca. Su questa domanda dovremmo mettere una sigla anni 70 per tipo action movie da Black Exploitation, no? Gli diamo un po' di energia. Forse possiamo già dare un'occhiata a cosa viene fuori, ce ne sono già una cinquantina. Interventi a favore della produzione ha una, diciamo, priorità. First place. Interventi a favore della scrittura e dello sviluppo, interventi per la formazione e la ricerca, e poi un po' staccati a seguire diffusione dell'esercizio cinematografico, interventi per le opere di interesse regionale. Le finalità sono un po' più basse, interventi per la conservazione e diffusione nel territorio. Arriva qualche altro contributo, ma non mi sembra che modifichi questa situazione. Va bene. Bene.
andiamo alle prossime due, sono due domande uguali. Allora, secondo te ad oggi i seguenti obiettivi sono stati raggiunti? Obiettivi intendo non Evina della norma, ma di tutto il sistema. Sono stati raggiunti oggi. E anche qua vi chiediamo da 1 a 5, quindi se date 5 per voi è completamente raggiunto l'obiettivo, se date 1 c'è ancora molto lavoro da fare. Vi promettiamo che sono le ultime e poi ci rivediamo tutti in viso. Stiamo cercando di tenere queste votazioni silenti perché, come avete intuito, essendoci molto materiale da leggere, non vogliamo disturbarvi troppo, anche se io come Mostilli abbiamo un po' la sindrome da DJ. Non riuscite a stare nel silenzio, No, Nevina, è bellissimo. Non ce la facciamo, infatti ci dobbiamo silenziare perché ci scriviamo Se no non freneticamente. riescono a rispondere. C'hai ragione, però io e Mustilli siamo così, una vita strappata alla DJ notturno. Anche alle dirette, no? Ogni tanto Infatti bulimicamente scriviamo, noi potremmo fare il Teletron proprio, scriviamo. Dai, ci siamo quasi, così potete vedere. Iniziamo a mostrarle, ne abbiamo più di 50. Quindi una prima cosa che vediamo è che non c'è un 5, non c'è un 4. E questo è già. Però incentivare la produzione in Sardegna di opere cinematografiche ha una buona condivisione. Promuovere le attività culturali di festival, associazioni e circoli del cinema secondo criteri di valorizzazione della qualità, a un 3. Un 2,9 sostenere la distribuzione delle opere cinematografiche made in Sardegna. E poi andiamo a un 2,5, assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. E poi devo dire andiamo proprio un po' più giù con l'incentivare l'esercizio cinematografico, l'incremento di spazi idonei alla fruizione, favorire la formazione. Adesso vi chiediamo, è la stessa domanda, sono gli stessi obiettivi, ma vi chiediamo quanto ritieni che siano importanti per il futuro. Quindi invece guardando avanti, quali sono gli obiettivi su cui pensate si debba investire di più, si debba puntare maggiormente come sistema, come filiera dell'audiovisivo in Sardegna? Ok, mostriamo. Ecco. Quindi molto puntare sulla formazione, che era l'obiettivo dato come il meno raggiunto finora.
favorire la formazione e la professione dell'audiovisivo. C'è un 4,6 ancora su incentivare la produzione in Sardegna di opere audiovisive. Devo dire che questi sono i più richiesti. Certo. Abbiamo un 4,2 sostenere la distribuzione delle opere audiovisive made in Sardegna, un 4,1 sulla favorire la formazione del pubblico e l'educazione all'immagine, quindi sempre un po' su questi temi. Un 3,9 incentivare l'esercizio cinematografico. Non so se volete commentare, Nevina, Marcello. Io sto correndo solo per i tempi, se no avrei piacere di sentirvi su ognuno di questi punti. No, l'esercizio secondo me è poco rappresentato perché oggettivamente avevamo tre persone iscritte all'inizio, quindi è una delle, diciamo, tra l'altro è uno degli aspetti della legge esistente non ancora dotati di autonomi decreti attuativi mai totalmente realizzati. Stiamo sopperendo in corsa con operazioni tampone, ma certamente è un segmento sul quale c'è ancora tantissimo da fare e adesso ci saranno misure straordinarie anche legate al rifacimento green degli immobili dell'esercenza cinematografica. Andiamo sull'ultima. Qui invece quanto questi ulteriori obiettivi dovrebbero essere perseguiti da una nuova legge? Sono macro obiettivi, incentivi alla coproduzione, sostegno all'internazionalizzazione, maggiore investimento sullo sviluppo dei progetti. È un'altra modalità, potete darne 3 come prioritari, fino a 3 come prioritari per voi, fino a 4 forse. Ne avevamo messo 4. Abbiamo 3 brevi interventi già richiesti. Se riusciamo a dare la parola anche a Jacopo Chessa della Film Commission del Veneto che è con noi e non è intervenuto nella prima fase. Nevina, Marcello, magari chiudete poi i lavori e ci daremo appuntamento per i prossimi incontri. Quindi vi rubiamo ancora davvero, vi chiediamo ancora pazienza per una decina di minuti. Grazie, salutiamo chi ci deve lasciare, lo capiamo perché siamo andati un po' lunghi rispetto al previsto, ma vi ringraziamo per la partecipazione e per la pazienza. Manuela, possiamo iniziare a vedere i risultati, così acceleriamo un po'? Ah, che bello. Ecco. Li vuoi commentare? Vedi, incentivi alla coproduzione più o meno di pari passo con internazionalizzazione e sviluppo. Dei progetti audiovisivi, sì. Interessante anche l'investimento sulle opere prime, che effettivamente è prime e seconde, che è una delle questioni, no, legate al ruolo degli enti pubblici rispetto al panorama e alla, diciamo, panorama degli investimenti. È naturale che rispetto al resto magari il rafforzamento degli obiettivi di sostenibilità non sia il più richiesto, ma quella è una strada che sappiamo che si intraprenderà. Percorreremo. E poi c'è comunque un 13 punti di pari merito tra innovazione di prodotto e di processo e nuovi format, includendo anche quei segmenti che in questo momento sono completamente esclusi dalla nostra normativa regionale. Molto bene, molto bene. Un'ultima che vi facciamo vedere ma togliamo in modo che da dare la parola alle persone, ma ci fa sempre piacere, visto anche che stiamo lavorando in modalità un po' differenti, avere un feedback da voi su come ci sentiamo alla fine dei lavori, anche se non abbiamo ancora finito, ma così non vi facciamo riprendere il telefono. Soddisfatto, incuriosito, annoiato oppure proprio non ci siamo. Possiamo anche togliere la condivisione e io darei subito, Nevina, se sei d'accordo, la parola al prima richiesta di intervento che è Salvatore Mereu, chiedendo scusa anche per averlo fatto aspettare a questa sessione. Prego. Mi sentite adesso? Sì, bene. Ah, vabbè, allora scusate perché poi dopo questa grande lunga parentesi delle slide è difficile riprendere il discorso. Comunque io ho seguito con grandissimo interesse gli interventi delle persone che Nevina oggi ha invitato e credo che sia stato
utile davvero per tutti avere questo momento di confronto e ritengo anche che all'interno di quelle osservazioni ci si possa portare a casa anche elementi, come dire, estremamente positivi, anche in nome di questa legge, prima di cominciare questo tiro al piccione, perché a me ha colpito molto quello che ha detto Marcello Mustilli, che, come dire, senza sapere chi l'ha scritta, chi non l'ha scritta, chi l'ha fatta, chi non l'ha fatta, ha detto questa è una buona legge. Ed è tanto una buona legge che ha generato un ecosistema che poi con forze proprie straordinarie è andato forse anche al di là di quello che la legge stessa gli consentiva. E questo lo dico come spunto di riflessione a chi pensa, come dire, di cestinare un'esperienza che oggi ci ha consentito di stare qua tutti riuniti. Vi voglio dire che 10-12 anni fa, quando si facevano assisi di questo tipo, si era in 10, oggi eravamo 120. Da allora non so quanti film sono stati prodotti, è bene che qualcuno si incaricasse di farlo e con quali risultati sono stati ottenuti, quante di società di produzione sono nate, quante maestranze sono state formate, e tutto questo grazie a questa vituperata legge. Mi ha fatto piacere anche che Stefania Ippoliti, che come dire, si guarda a modello alla Film Commission toscana, dica che come dire, l'attività della sua Film Commission e il suo intervento anche legislativo non può essere privato da quella componente, come dire, di appartenenza al luogo, al territorio, alla cultura del luogo, e che ne fa il suo vero punto di forza, che è un altro degli elementi fondanti della nostra legge e sulla quale spesso si è dibattuto, perché si pensa che un'attribuzione eccessiva del punteggio a questi elementi possa essere considerata dissennata. Mi ha fatto anche piacere sentire dal rappresentante Fideli del Friuli Venezia Giulia sentire delle parole sacrosante, cioè senza tanti peli sulla lingua, senza convenevole, senza diplomazia, ha detto: guardate, una cosa è il Film Fund, una cosa sono le produzioni che devono essere sostenute, altra cosa sono le Film Commission che fanno un altro lavoro e spesso lo fanno anche in concorrenza, perché è giusto che la Film Commission, come dire, si adoperi a intercettare produzioni che arrivano da fuori, ma è un altro mestiere rispetto a quello del fare dei film qui che possano poi, come molti di questi film hanno fatto, arrivare al mondo. Lancio queste considerazioni perché sono molti di quelli che sono intervenuti non lo sanno. Sono uno dei padri di questa legge e in particolare ha scritto la parte sulla produzione e la rivendico ancora oggi con grandissimo orgoglio. E se oggi tanta gente è iscritta a parlare e ha, come dire, la dignità di farlo, lo deve a questa legge. Quindi, prima ancora, come dire, di passare il carro armato, pensate a tutto quello che di buono è stato prodotto e cercate di non risolverlo con un algoritmo, cioè shakerando le risposte, le percentuali, come si fa con i ragazzini con le prove invalsi, quando invece è ancora meglio provare a chiamarli alla capra e sentirli argomentare. Spero che nei prossimi incontri ci sia anche la possibilità di guardarsi a quattro occhi e dire davvero cosa si pensa. Anche perché poi, ve lo dico, io ho monitorato il viaggio di questa legge fino a quando è approdata in Consiglio e tutte queste sono belle parole che cascano miseramente nel momento in cui si arriva a interfacciarsi con i consiglieri regionali, dove ognuno di noi, vi dico, al di là della bontà di questi tavoli, può andare a dettare il proprio emendamento. Grazie a tutti. Grazie Salvatore, queste mi sembrano, io sto mandando un po' di risposte sì, ai vari quesiti, perché ci sono delle giuste preoccupazioni, ma lo ribadisco anche rispetto a quanto ha appena detto Salvatore, è chiarissimo che l'abbiamo messo proprio sul tavolo esplicitandolo. Questo è un processo che non si esaurisce in 6 settimane, che comunque non sono 2 incontri Zoom, ma comincia in 6 settimane. È un processo, lo dicevano diversi interventi prima, lungo, che richiederà molte opportunità e allo stesso tempo necessarie partire, perché cercando la soluzione perfetta non si è partiti
seguiti per più di 8 anni, e quindi questo è il momento in cui senza, perdonami Salvatore se cito te, ma non è né un carro armato né un tiro al piccione, è un obbligatorio passaggio di crescita, di adultità. Proprio perché la legge inizia ad avere i suoi anni, è necessario che adesso, visto che si è passati da una dimensione episodica ad una dimensione sistemica, visto che si è usciti dall'intervento individuale e si è passati, almeno nelle ambizioni, ad una dimensione di filiera, noi dobbiamo adesso, da adulti, confrontarci con gli strumenti che sono evidentemente in parte eccellenti e in parte inadeguati. Sul piano giuridico vanno riformulati, almeno in alcune voci. Stamattina abbiamo avuto diversi colpi di scena. Uno di questi era che uno degli aspetti più contestabili anche al TAR è stato modificato. Benissimo. Poi hai ragione, noi crediamo di appartenere alla fascia degli utopisti, forse, quelli che credono che il movimento di interpellazione dal basso abbia in realtà un valore, anche nel fatto di esistere, un valore politico e trasformativo. Quindi sono d'accordo con te che poi a volte veniamo contestati dal dato di fatto, però come vedi non molliamo e anzi cerchiamo di mantenere numeri alti. Dico solo che dal nostro punto di vista, Serena, so che siamo in chiusura, però è una precisazione essenziale. Concordo anche con Marco Benoni sulla necessità di creare più spazi di interlocuzione, ma lo ribadiamo, abbiamo voluto evitare solo assemblee plenarie perché più volte le singole categorie, e lo ha fatto lo stesso Simone Murro oggi, hanno bisogno di tavoli tecnici, analitici, specifici. Poi da quelli cominceremo tutta la consultazione che alcuni di voi ricorderanno è durata 3 anni e mezzo per la legge Franceschini. Cerchiamo di fare un po' più in fretta, però non immaginiamo che registrare queste sessioni si esaurisca in un algoritmo. Stiamo andando a raccogliere autenticamente, come è stato fatto a suo tempo, e la citiamo perché ancora oggi non l'abbiamo citata, la professoressa Cerina quando ci convocò in 2 anni e mezzo per cominciare a avviare la scrittura della legge cinema che oggi argomentiamo, e non spariamo, non distruggiamo, ma dobbiamo aggiornare. Mi sento di dire, Nevina, proprio perché non faccio parte della vostra filiera, no? Ma sono una consulente di processo, quindi non sono un'esperta di cinema, non lavoro nel vostro settore, ma davvero una delle prime cose, sia rispondendo a Marco, una delle prime cose che ho detto a Nevina, molto bene, no? L'idea che dobbiamo andare a ascoltare le singole categorie, passatemi il termine, ma poi c'è bisogno di un confronto tra tutti, no? Riportare il confronto, quindi questo assolutamente lo faremo. Lo garantisco, lo faremo perché è importante riconfrontarsi tra tutti, ma come diceva Nevina, un limite grande lo abbiamo nel fatto che siamo 100-130 persone e quindi dobbiamo usare delle modalità che sono appunto l'interazione digitale. Diventa difficile o far parlare tutti uno dietro l'altro, proprio interagire. Interagiremo negli incontri in cui saremo 20-30 e poi riporteremo in plenaria. E ugualmente io non credo che nessuno voglia andare contro e asfaltare una legge che appunto ha permesso di arrivare fin qua. Penso che come in tutti questi percorsi di progettazione partecipata ci sia qualcuno che ogni tanto, no, si sente colpito del fatto che qualcosa funziona o non funziona, ma dobbiamo davvero guardare avanti, fare sistema, creare sinergie e migliorare per quanto possibile questo ambito, che penso sia l'obiettivo di tutti chi di voi ha usato tutta la mattina di oggi per lavorare insieme. Darei rapidamente la parola a Gianluca Vassallo. È bello perché eravamo diminuiti, adesso siamo di nuovo tanti, continuare ad aggiungerci qualcuno. Gianluca, spero che abbia la... Ok, ci sei. Sì. Io volevo fare solo 2 domande molto veloci. La prima è questa. Io mi sono iscritto nella categoria altro perché non mi sento niente. Per cui non voglio sentirmi né un autore né un fotografo, che è la cosa per la quale sono più noto, non voglio sentirmi nulla. Ma vorrei che la legge, già che di questo stiamo parlando, tenesse conto di 2 aspetti. Il primo è che probabilmente la generazione sotto la mia, io sono adulto, ho iniziato tardissimo a lavorare come fotografo e poi a provare a fare quello che faccio anche adesso, che faccio ora. Ha imparato a fare il cinema in un modo completamente diverso dalla mia generazione, soprattutto da quella più adulta della mia, quindi con una metodologia che non è così ordinata e militare. La legge non ne tiene conto affatto. Io per primo
ho sempre prodotto con risorse mie, solamente mie, quello che ho fatto, e non voglio prendere un centesimo dallo Stato perché non credo nell'intromissione dello Stato nei sistemi creativi, ma sono felicissimo che gli altri possano accedere a questi fondi. Ne faccio una questione personale, non strutturale. Però sarei molto interessato che all'interno della legge esistessero dei sistemi di garanzia per chi vuole utilizzare le proprie risorse, avere più risorse a disposizione da restituire per produrre le proprie opere. Io voglio essere produttore, autore, direttore della fotografia e regista delle cose che faccio. Però per fare tutto questo ho bisogno di un accesso al credito più facile, piuttosto che di soldi che non devo restituire, per una ragione, perché credo, ma vi ripeto, è un discorso individuale, nella responsabilità economica della produzione artistica. Non credo che la produzione artistica possa essere svincolata dalla responsabilità economica. Per una semplicissima ragione, e poi mi taccio, perché il rischio grande è che diventino solo paturnie individuali, che diventano opere che poi vengono viste da 10 persone, se le persone non si sentono responsabili anche economicamente del loro prodotto creativo. Io lavoro con le aziende per il 90% del mio tempo e in risposta o a completare la riflessione che faceva la direttrice della Film Commission della Valle d'Aosta, si può essere autori anche quando si fa comunicazione. Io mi sento un autore per la comunicazione e non per niente, insomma, quest'anno siamo candidati al Compasso d'Oro e questa è una cosa bellissima perché si può riconoscere anche questa specificità nel nostro territorio. Non bisogna pensare che chi lavora con le aziende sia solo, come io amo chiamarmi, una puttana, ma si può essere una dolce puttana. Finito. Grazie Gianluca. Tanto ho dita incrociate perché è un riconoscimento fondamentale, il Compasso d'Oro e le nostre eccellenze superano anche la nostra capacità di avere ambizione a volte, quindi è una riflessione che ho solo estremamente sinteticamente segnalato perché effettivamente l'estensione delle categorie ci è stata segnalata da tantissimi di voi. Oggi erano presenti anche creativi come music composer, attori eccetera, sono presenti ed evidentemente vogliamo fare anche emergere in maniera più palese questa inadeguatezza definitoria che oggi la legge presenta. Poi, ripeto, come ho scritto a più riprese, è essenziale che questo processo lo consideriamo un processo elastico, in divenire, non è un'opportunità ora o mai più, è adesso cominciamo. Vai. E tu hai ripreso in chat responsabilità economica delle produzioni artistiche, che mi sembra un qualcosa che è molto anche in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030, no? Dell'integrazione tra le dimensioni economica, sociale, ambientale. Grazie, grazie del contributo. C'è un ultimo intervento, almeno per ora, richiesto da Nunzio Caponio. L'abbiamo liberato. Ok, eccomi qua. Ok. Allora, velocemente io mi sono avvicinato appunto dal punto di vista autoriale perché credo che c'è, cioè non ho mai capito esattamente, cioè vengo anche dal teatro chiaramente e non capisco mai come mai le idee sono sempre le ultime nella filiera, per uno strano motivo, per cui si parla di produzione, di soldi, di quello, di quell'altro, facciamo, tax credit, location, tutto quanto, poi quando si arriva all'idea non si sa da chi arriva sostanzialmente, per cui io rappresento quella categoria a questo punto e vi manderò una mail con delle osservazioni che le discutiamo pure al momento giusto, non è il caso di farle adesso, appunto le scrivo. E volevo chiedere, a questo punto, cioè, ci vediamo direttamente il 17 per il workshop sulle autori e registi, per cui non c'è bisogno che attendo, non mi sento minimamente produttore, per cui di conseguenza non mi sembra il caso di... Tecnicamente sì, hai fatto un po' marzullianamente, ti sei fatto la domanda e dato la risposta, però vi preghiamo, e l'abbiamo scritto anche in chat, davvero di utilizzare lo strumento di mail che abbiamo dedicato a questi tavoli, perché è uno spazio di riflessione anche su note di migliorabilità, ottimizzazione di funzionamento del processo, perché appunto non è fatto astrattamente, non è fatto per tutti noi, quindi i tavoli avranno una struttura di diciamo condensazione più tecnica, analitica
rispetto alle categorie che li rappresenteranno, ma poi avremo momenti di riflessione plenaria. Le riflessioni scritte sono sempre benvenute perché ci aiutano moltissimo insomma, ad anticipare anche alcune tematiche. E poi Nevina, i processi partecipativi sono fatti per avere feedback dai partecipanti e essere anche rivisti, quindi io mi sento molto serenamente di dire questo è il piano di lavoro che abbiamo fatto, iniziamo a lavorare insieme, se poi c'è necessità di avere un altro incontro piuttosto che approfondire con alcune categorie ci siamo, no Nevina? Quindi partiamo con questo percorso, vi manderemo una mail per iscrivervi a uno dei laboratori che si faranno nelle prossime settimane e poi vediamo come andiamo avanti, no? Dobbiamo assolutamente avere fiducia anche in un processo partecipativo dove, per esempio, soggetti diversi da noi potranno esprimersi in maniera più focalizzata su alcuni aspetti che magari non riguardano la nostra scelta primaria. Quindi, insomma, come in tutti i processi partecipativi ci si deve basare su un principio di fiducia. Esatto, di fiducia, pazienza, collaborazione. Nevina, non so se c'è ancora, se riusciamo a dare la parola. No, che è andato via, sono andati via un po' di persone che ci hanno scritto e anche Jacopo, anche Jacopo ci ha lasciato. Però quindi intanto... non so se tu e Marcello volete dire, magari anche Marcello, un'ultima parola. Io lascerei a Marcello una battuta e magari facciamo vedere il calendario dei prossimi appuntamenti, così lo visualizziamo mentre Marcello ci aiuta a fare una chiusa e poi una provocazione. Ma guarda, è difficile tirare le conclusioni di un incontro del genere perché secondo me appunto non è un incontro che deve avere delle conclusioni. La conclusione riguarda solamente il metodo, che mi sembra è quello giusto, cioè di aprire il più possibile la discussione a tutte le varie voci e sensibilità. Già ne abbiamo avuto un buon test. Già nel piccolo toccato da oggi alcuni punti di sintesi si possono iniziare a intravedere, per esempio sulla visione che è stata ricorrente del dire che ci vuole insomma cautela nell'andare a ritoccare una cosa che comunque pur con le sue criticità ha portato dei risultati buoni, e quindi saper separare molto bene quello che funziona dalle cose che in più si possono fare. In secondo luogo l'attenzione a non andare verso strumenti normativi troppo dettagliati, troppo rigidi, a mantenere una flessibilità al sistema e poi così via, insomma, tutte le altre cose che avete sentito. Penso tra l'altro che anche le domande, i risultati che oggi sono stati creati tramite la piattaforma potranno essere oggetto di una riflessione, un momento più di calma anche poi dopo questo incontro. E che dire, insomma, io non vedo l'ora di avere le sessioni, come le chiamerei verticali, diciamo così, settoriali, perché mi sembra che abbiamo avuto un buon assaggio del fatto che l'impostazione, anche se diciamo repentina, perché siamo stati tutti costretti a fare una grandissima corsa, è quella giusta, insomma, e quindi arrivederci a prestissimo all'inizio delle sessioni con le singole categorie da parte mia. Grazie Marcello e grazie a tutti. Siamo, come abbiamo ripetutamente detto, felici che questi tavoli verticali possano aprire a delle riflessioni più analitiche, quindi laddove si siano intraviste oggi delle superficialità o delle leggerezze, vi preghiamo di utilizzare gli spazi che abbiamo immaginato già in questa roadmap, che vi ricordiamo, verrà ovviamente inviato un aggiornamento a tutti, non solo per allineare i calendari, ma anche perché appunto è un processo che costruiamo insieme, non ha niente di precostituito e quindi deve ovviamente godere della massima generosità e disponibilità, anche migliorativa rispetto alla struttura di processo. Non so se Serenella. Nevina, ho interrotto la condivisione, quindi perfetto. Non so se c'è qualche altro spunto. Abbiamo ovviamente accumulato un ritardo Possiamo enorme. mostrare, Manu, se vuoi. Abbiamo un 27% soddisfatto, un 50% incuriosito, un 9%, così abbiamo anche un po' il polso, no?
Beh, un annoiati 13% insoddisfatto. Che va bene però, contiamo Certo su di che va loro. bene, certo Su. che va bene. E vi chiediamo anche di scrivere, no? Nevina, Ecco, magari per sugli far annoiati proposte. mi spaventa un po', perché vorrei capire annoiati perché. Ecco, dateci il problema di queste formule è che non danno mai abbastanza spazio per le spiegazioni, quindi c'è molto utile che ce lo scriviate, sempre nel meccanismo che è la rivoluzione copernicana che abbiamo difeso dal primo giorno. Meglio focalizzarci subito su cosa funziona e lavorare su cosa può essere migliorato, perché solo dai punti di forza e da una presa solida possiamo utilizzare davvero la filiera come un trampolino di lancio nel mondo o un volano per la rinascita, crediamo, della nostra isola. Se ci aprite i microfoni, ci facciamo Eccoci. un saluto Ci caldo salutiamo tutti. Nevina, che dici? Assolutamente, vi preghiamo. Liberiamo i microfoni di tutti. Liberiamoli selvaggiamente. Il nostro Grazie team a di tutti produzione davvero aveva della anche scelto una pazienza. Arrivederci a musica. tutti. Grazie. Ciao a tutti. Grazie della pazienza, dei contributi ricchissimi. Sono le 2, quindi davvero grazie della pazienza. Saremo più precisi coi tempi, giuriamo. Ecco la colonna sonora scelta dal team della Film Commission per prepararci ai tavoli tecnici. Allora arriva, pensavo fosse uno scherzo. Ciao, ciao a tutti. Grazie. Grazie, grazie a tutti. You count up the years and they will be filled with tears. And when it breaks up, start over again. You'll get the baby. Quindi c'era. Sì, l'ha cambiata. Avevamo scelto una cosa un po' più anni 70, ma Nevina, dal prossimo incontro farà le Apocalypse, allora, manca solo questo. vedrai. Arrivederci a tutti. Grazie, buon lavoro. Grazie davvero. Buon lavoro. Grazie a Carol Rollo per il poster. Grazie a Carol Rollo per l'immagine. Ecco,